Mi sentite?
Buongiorno a tutti, sta per iniziare la celebrazione dell'anno forestale. Chiedo alla regia di abbassare la musica. Ladies and gentlemen, Madam Minister of Agriculture, Honorable Councillor, President of URAF, Mayor and authorities, colleagues and students, it's an honor for me to start the celebration for the fourth inauguration of the Forestry Year of Sardinia 2020-2021. This inauguration ceremony, divided into two sessions as illustrated in the program in your possession, will be followed by the 2 days of international scientific and technical seminar on the topic of agroforestry, in preparation for the European Congress that will be held next year here in Nuoro. In preparazione della conferenza che si terrà l'anno prossimo a Nuoro. Continuerò questi ringraziamenti in sardo, che è la lingua ufficiale, e quindi in italiano, e vorrei augurare quindi agli ospiti stranieri una buona continuazione e un buon lavoro per i lavori di questi giorni, e verrà tutto tradotto in inglese. Buona dias a totus sos presentes. Saludo cordialmente a sas autoridades inantis a sa senora ministra des Agricultura. Honrada Teresa Bellanova, des sagale commenti organizadores, semus meda agradecidos e aconnurtados pro su importancia que ha dado a custa iniciativa con sa presencia sua. Saludo a sos assessores e a sus índigo de sa cittade de Nuoro que nos intransiat fins a socanno, e sateras autoridades, a sos professores e a sos estudiantes totu de su curso de laurea in scienzias forestale de Nuoro, e concluende a totus sos convenidos. Hoy semus reunidos in videoconferencia pros razones pandemicas connotas, pro chi aberzamus anno forestale 2020-2021, in un territorio cumente su de Nuoro, con potenzialidades agroforestales mannas, in ue sas possibilidades de experimentaciones noas in custu settore zugent a aere un'attenzione de importu dai totus os organismos preposto in su territorio nazionale. Occanno, l'anno forestale es dedicado a sas politica agroforestales e a sos medios de ponere in campo pro firmare su cambio climatico e sas emisiones de gasos serra, e sos chi partecipant a questa iniziativa ant a podere dare su contributo finza si scientifico de importu manno issoro. Do infinas sas auras a totus de un bono e profetus traballo. Continuiamo in italiano. Signore e signori, signora Ministra dell'Agricoltura, onorevoli assessori, signori sindaco e autorità convenute, è un onore per me dare inizio alle celebrazioni per la quarta inaugurazione dell'anno forestale della Sardegna 2020-2021. A questa cerimonia di inaugurazione, divisa in 2 sessioni come illustrato nel programma in vostro possesso, faranno seguito 2 giorni di seminario scientifico e tecnico internazionale sul tema dell'agroforestry, animato dalla presenza dei massimi ricercatori ed esperti del settore, in preparazione al congresso europeo che si celebrerà il prossimo anno qui a Nuoro. La parola agroforestry, praticamente sconosciuta fino a un paio di anni fa al di fuori di una ristretta cerchia di studiosi, è diventata centrale per le politiche di mitigazione climatiche
dell'Unione Europea. Nell'ambito del Green Deal, il documento Farm to Fork della Commissione Europea considera le pratiche agroforestali uno dei cardini per garantire contemporaneamente la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché il perseguimento degli obiettivi di Parigi sui cambiamenti climatici. La Sardegna e le regioni mediterranee occupano un posto di rilievo nella prospettiva di adozione generalizzata delle tecniche agroforestali, in quanto parte delle tradizionali pratiche agricole e zootecniche dei paesi rivieraschi. Dedicare la quarta inaugurazione dell'anno forestale della Sardegna a questo tema, che traccia la strada per gli approfondimenti previsti nel congresso EURAF del maggio prossimo, è il segno della crescente attenzione che la politica regionale e quella nazionale, impersonata dalla partecipazione a questi lavori della signora Ministra per le politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, prestano all'argomento. Prima di dichiarare aperta la sessione per i saluti delle autorità, porto a tutti voi il saluto del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, che da oltre un ventennio impartisce qui a Nuoro i corsi di laurea e di laurea magistrale in scienze forestali e ambientali. Integrati con quelli di Sassari di agricoltura e zootecnia e di Oristano di tecnologie alimentari, il Dipartimento presenta un'offerta formativa e un impegno di ricerca completi e in grado di contribuire fattivamente alla messa a punto e alla diffusione dell'agroforestry nella nostra regione e nel bacino del Mediterraneo. Ringrazio EURAF attraverso il suo presidente Patrick Worms e la vicepresidente Francesca Camilli per la preferenza accordata alla Sardegna nell'ospitare il seminario e il congresso, il Consorzio per gli Studi della Sardegna Centrale per l'eccellente lavoro di organizzazione di questo evento, il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Nuoro, l'Agenzia Forestas, della quale ho avuto l'onore di essere stato amministratore unico per 5 anni, e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per aver collaborato alla realizzazione di questa celebrazione. Così come un ringraziamento va a tutti gli enti e organizzazioni riportati nel programma per aver voluto partecipare attivamente allo stesso. Un grazie speciale al Service Tools che, oltre a questi 3 giorni, avrà in carico la gestione del congresso EURAF 2021 qui a Nuoro. Dichiaro perciò aperte le celebrazioni dell'anno forestale della Sardegna 2020-2021 e introduco le autorità convenute virtualmente a questa cerimonia per i loro saluti. La prima autorità che avrebbe dovuto intervenire è il sindaco, che mi dicono sia impegnato in un'attività di emergenza, e pertanto appena si renderà disponibile introdurremo in video per i suoi saluti. È l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro, Costantino Tidu, non è presente per impossibilità, e anche il presidente Giuseppe Talanas è in questo momento impegnato nei lavori di una commissione del Consiglio regionale e si collegherà domani per portare i saluti del Consiglio regionale. A questo punto chiedo al dottor Giovanni Caria, commissario straordinario Forestas, di intervenire per portare i saluti dell'Agenzia. Grazie. Pronto? Presente il commissario? Particolari saluti porgo all'amico naturalmente Andrea Cioddu, sindaco di Nuoro, cui da poco è stato rinnovato il suo incarico.
Mi permetto anche di ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione che hanno fatto in particolare la Consorzio Universitario Nuorese, che ha fatto un enorme sforzo insieme ai suoi collaboratori per superare i vincoli e gli impedimenti dovuti in questo periodo alla presenza come sapete, della pandemia da Covid. E in particolare desidero rivolgere un vivo ringraziamento ai relatori e a tutti coloro che interverranno per illustrare le tematiche in discussione, senza dimenticare l'apporto qualificato che è certamente il contributo che è stato offerto dai nostri operatori e in particolare dal dottor Salvatore Mele, direttore del Servizio Territoriale di Nuoro. Tutti sapete l'importanza dell'Agenzia Forestas per la sua importante e pluridecennale attività, che ha consentito in Sardegna di recuperare, di vendere, di conservare tantissime importanti compendi e patrimoni forestali di cui dispone la Sardegna, portando anche un notevole contributo per la ricostituzione dei manti forestali che erano andati perduti a seguito delle attività orali, incendi ed eventi calamitosi. Forestas è impegnata con un notevole sforzo per valorizzare ancora di più il suo ruolo e la sua missione, intanto col potenziamento anche delle risorse umane che hanno consentito anche recentemente di far fronte sotto la guida del Corpo Forestale in contrasto agli incendi, alla piaga angustia alla Sardegna storicamente per i gravi incendi che la danneggiano. Pur essendo la sua diciamo, attività principale, il settore portante dell'attività, quella attività cantieristica che è presente sul territorio, Forestas diciamo, si propone da tempo di allargare le sue competenze attraverso una collaborazione, diversi progetti di collaborazione, diciamo organismi a carattere nazionale e internazionale per portare avanti progetti di ricerca e sviluppo utilizzando i finanziamenti regionali, ma soprattutto quelli comuni. A questo desidero ricordare uno dei più importanti di questo momento di questi progetti, che è quello del Living Agro, che si propone, all'occasione di questo convegno, anche la valorizzazione dei sistemi di agroforestry, compresi quelli agropastorali e anche politici. Notevoli sono e impegnative le collaborazioni, in particolare l'ha ricordato il dottor Purina con l'Università di Sassari in progetti di ricerca e di sperimentazione. Mi piace ricordarne uno in particolare perché riguarda proprio la città di Nuoro, che è il progetto che si colloca nel compendio di Jacopino alle falde del Monte Ortobene, che è interessantissimo per la valorizzazione di sperimentazioni e ricerche nel campo delle filiere produttive forestali, della vivaistica e quant'altro. Importantissimo sono i progetti LIFE, qui Forestas collabora, sempre con la collaborazione insieme con l'Università di Sassari e il Corpo Forestale della Sardegna per la valorizzazione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica. Da poco abbiamo, assecondando le richieste che ci sono state formulate dall'amministrazione regionale, Forestas ha provveduto ad indicare una linea, diciamo, di intervento per tutti
utilizzando le risorse del Recovery Fund per la ricostituzione e il riparo del forte degrado paesaggistico e forestale che ha colpito la zona del Sulci a seguito della secolare attività mineraria. È un progetto molto importante e qui speriamo di poter ottenere finanziamenti e quindi realizzare ed estendere ancora l'attività della nostra azienda. A gennaio si organizzerà la collaborazione della FAO, un forum internazionale per discutere delle principali politiche europee tese alla valorizzazione dei prodotti non legnosi in chiave produttivistica. Credo di poter limitare a questi piccoli cenni il mio saluto. Ringrazio ancora gli organizzatori e saluto tutti quanti. Grazie. Grazie dottor Caria, grazie soprattutto per averci dato il quadro completo delle attività di Forestas nell'ambito regionale. Forestas è, diciamo, un socio fondatore della cerimonia di inaugurazione dell'anno forestale. Grazie ancora per la vostra presenza. Passerei adesso la parola al dottor Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, per i saluti. Presidente, il dottor Cicalò si collegherà più tardi. Va bene, allora la dottoressa Simona Tidu, che è il presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Nuoro, è assente per motivi di salute, ci saluta, ci dà diciamo, ci fa i migliori auguri per la prosecuzione dei lavori, e a questo punto introdurrei Mario Serpillo dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, per il saluto. Abbiamo in collegamento? Pronto? Professore, il dottor Sì. Serpillo mi scrive che può sentirci ma non riesce a parlare, sta tentando di risolvere il collegamento e poi chiedere la parola per fare il suo intervento. Quindi possiamo andare. Bene, noi Mi sentite adesso? Sì, eccolo lì, perfetto. Ok, benissimo. Scusate, ma chiedevo da prima di essere collegato, probabilmente c'è qualche problema tecnico. Io ringrazio intanto il professor Pulina di avermi dato la parola. Vorrei semplicemente leggere per essere sufficientemente breve, se mi scusate. Signor Ministro, autorità del mondo politico e istituzionale italiano e dell'UE, esponenti delle diverse realtà imprenditoriali, esimi studiosi convenuti in videoconferenza, giunga a voi tutti il mio personale saluto di benvenuto e quello dell'organizzazione che rappresento. È con orgoglio che porto il contributo dell'Unione Coltivatori Italiani in questa cerimonia di apertura di un evento così importante nella mia terra, la Sardegna. L'occasione è preziosa perché ci consente di raccogliere riflessioni e spunti e per introdurci a nuove pratiche e modelli produttivi fondati su un agire comune per fronteggiare meglio difficoltà solo ieri inimmaginabili. Soprattutto il contributo dell'UCI alla quarta edizione dell'anno forestale della Sardegna 2020 è un'occasione per condividere esperienze ed idee, per riflettere insieme alla ricerca di un nuovo rapporto tra foresta e agricoltura, in vista della prossima conferenza europea EURAF 2021. Le pratiche forestali hanno una storia lunga almeno quanto quella dell'agricoltura e vantano una diffusione in tutto il mondo. Eppure anche nella più moderna agricoltura del mondo occidentale
Ancora non è certo diffuso il termine agroforestale. Nell'interpretazione comune il bosco, la foresta, viene intesa come un'entità slegata dalla produzione agricola, riservandogli un ruolo a margine come mero fornitore di legname e poco più. UCI è convinta che foreste e agricoltura, boschi e allevamenti rappresentino un unicum omogeneo e inscindibile, un'unica entità produttiva che si completa e si integra per offrire nuove opportunità alle persone che danno vita ai territori con le loro attività, contribuendo a rafforzare l'economia, l'ambiente, la demografia e la gestione del suolo. L'EIP AgriFocus Gruppo Agroforestry nel dicembre 2017 già faceva riferimento ad uno studioso, Nair, che quasi 30 anni or sono sottolineava che i sistemi agroforestali sono più complessi di un sistema monoculturale, in quanto agiscono su struttura, funzioni ed economia di un intero territorio. La multifunzionalità delle foreste andrebbe integrata meglio con quella in agricoltura, in linea con il Green Deal europeo per realizzare le strategie ambiziose e innovative che sta dettando l'agenda della futura PAC 2021-2027, con un modello di crescita sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050. Oggi la coesistenza tra foreste e campi coltivati, la prossimità tra elementi arborei e colturali, tra allevamento e arboricoltura, le coltivazioni in foresta devono contribuire a perseguire obiettivi comuni più salutari e rispettosi dell'ambiente e dei nostri stili di vita, per aiutarci a proiettarci in un futuro in grado di andare oltre i sistemi monocolturali, funzionali solo ad un'agricoltura intensiva, spesso all'origine dell'impoverimento delle nostre terre, anche responsabili della perdita di ampia parte del patrimonio antropologico ed immateriale delle nostre realtà rurali, con la conseguente crescente scomparsa della biodiversità e la progressiva spersonalizzazione delle produzioni. Gli obiettivi sono e devono essere ambiziosi per rispondere efficacemente a sfide complesse come gli SDG Goals 2030 o il cambiamento climatico, ma il pensiero va al mantenimento dei livelli occupazionali, o meglio alla crescita possibile delle opportunità di lavoro nell'agroforestazione. La gestione sostenibile delle foreste deve prestare attenzione anche ai benefici che si possono apportare all'ambiente, alla società e all'economia dei nostri territori. Tali benefici devono essere combinati con azioni di sostegno e supporto anche monetarie per apportare risorse finanziarie ed introdurre meccanismi di compensazione e ristoro più adeguati ai tempi e al contesto che viviamo. Il fine è rafforzare la resilienza e la capacità adattiva delle foreste, del sistema agroforestale nella sua interezza, contribuendo anche in tempi bui di pandemia da Covid-19 a far rinascere la speranza e riaffermare la centralità della conoscenza e dei sistemi educativi dei nostri stili di vita. Occorrono quindi più nuovi e moderni modelli di gestione delle foreste che possano trarre vantaggio dalle tecnologie innovative disponibili, veloci, digitali e smart, ma rispettosi dei principi della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sotto i profili di tipo economico e sociale. La pandemia Covid-19 ha messo a nudo tante debolezze dei nostri sistemi produttivi e ci sta facendo scoprire i molti limiti di catene del valore globale. Eppure ha anche introdotto nelle nostre vite tanti elementi di novità, come il monitoraggio continuo per testare il sistema e pianificare il miglioramento alla ricerca di nuovi progetti, idee, buone pratiche. Il nostro impegno oggi è dare valore alle imprese, soprattutto
le micro, a quei coltivatori ed artigiani che con le loro aziende familiari riescono non di rado a produrre anche specialità uniche che emozionano i nostri sensi e ci regalano sensazioni di tradizioni che appartengono alla nostra storia. La recente sintesi dei principali risultati del barometro Censis Commercialisti sull'andamento dell'economia italiana lancia un allarme che non può restare inascoltato. Molte piccole imprese sono a rischio chiusura definitiva, facendo riferimento ad imprese con fatturati fino a 500.000 euro. Oggi bisogna essere più preparati e pronti ad affrontare ogni tipo di disastro, non solo in caso di incendi, allagamenti, erosione del suolo, ma anche per intervenire più incisivamente su inquinamento, comprese le microplastiche. Proprio l'inquinamento da microplastiche sta alterando profondamente i nostri sistemi marini e danneggiando i sistemi della pesca. Non solo i pescatori, ma anche tanti allevamenti come la mitilicoltura sono in grandi difficoltà e devono affrontare sempre nuove sfide che affiancano le lotte ai pesticidi e di tanti disastri più o meno naturali. Urge intervenire efficacemente per imparare a riconoscere e prevenire meglio i rischi che ci attendono ed agire in modo agile adoperando i nuovi strumenti, metodi e sistemi che lo sviluppo tecnologico ed organizzativo ci offre. La resilienza va affiancata a conoscenza e competenza, insieme ad umiltà ed unitarietà, per costruire insieme azioni concrete ed efficaci che non mettano in secondo piano la centralità delle persone che vivono i territori come i proprietari e i lavoratori dei sistemi agroforestali. Certo, occorrono risorse e supporto per ideare, sviluppare e testare nuovi modelli produttivi, ma anche ristoro economico e procedure operative finalizzate, in grado di aiutarci a superare le incertezze dell'oggi e costruire insieme un domani migliore per le future generazioni. Recovery Fund, in estrema sintesi, è per Ucci pensiero costante verso la next generation. Io concludo così ringraziando per il grande sforzo fatto dal consorzio universitario, soprattutto nella persona del Presidente, per questo evento importantissimo a cui daremo supporto d'ora in poi con grande interesse, e ringrazio tutti voi, vi auguro buon lavoro, buona giornata. Grazie dottor Serpillo per un saluto che non era formale ma era un impegno da parte degli operatori agricoli e silvocolturali che si trovano in un terreno comune nell'agroforestry per un'implementazione che sia efficace di questi sistemi all'interno della nostra regione e non solo. Grazie veramente tanto del saluto. A questo punto abbiamo collegato il sindaco di Nuoro, l'avvocato Andrea Suddu, al quale chiedo di portare i saluti della città e formulo i migliori auguri per il prossimo quinquennio di amministrazione che si accinge ad intraprendere. Signor Sindaco. Pronto? Niente, mi comunicano che il sindaco non riesce a entrare nel sistema. A questo punto io inizierei la parte delle relazioni istituzionali all'inaugurazione dell'anno forestale, introducendo la prima relazione, ma raccomandando a tutti i relatori di riuscire a contenersi nei tempi dati dei 10 minuti,
e ricordando a tutti che sono relazioni istituzionali per cui non ci sarà un momento di discussione, non ci saranno domande ai relatori, con la prima relazione che è tenuta dal dottor Antonio Casula, attuale comandante del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e già direttore generale dell'Agenzia Forestas, che saluto con grande affetto, abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, che ci parlerà della lotta agli incendi boschivi, una risorsa per il Green Deal. Prego, comandante. Grazie professore, buongiorno a tutti. L'argomento che mi è stato assegnato è un argomento importante, per certi versi anche innovativo. Attraverso la Green New Deal, letteralmente il nuovo patto verde, l'Unione Europea ha messo una sfida ambientale come priorità nell'agenda comunitaria. L'Unione Europea chiede con forza un maggiore impegno e sostegno per proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste, proteggere la biodiversità e i serbatoi di carbonio, nonché riconoscere la produttività delle foreste e i servizi ecosistemici. In questo senso l'Unione Europea può davvero contribuire ad affrontare la deforestazione in tutto il mondo attraverso una revisione delle politiche interne per proteggere il patrimonio forestale europeo. L'obiettivo principale è quello di limitare l'aumento del riscaldamento globale, che secondo le stime del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell'ONU deve rimanere entro 1,5 gradi centigradi rispetto all'epoca pre-industriale. Per rispettare questo limite stabilito dagli accordi di Parigi del 2015, l'Unione Europea si è impegnata ad azzerare le proprie emissioni inquinanti nette entro il 2050 e a rispettare obiettivi intermedi per 2030 e 2040. Il primo e più importante obiettivo sarà quello di rendere più pulita la produzione di energia elettrica, che al momento è responsabile del 75% di emissione di gas serra all'interno dell'Unione Europea. Significa soprattutto potenziare la diffusione delle energie rinnovabili e al contempo smettere di incentivare l'uso di combustibili fossili. E questo sarà veramente un problema soprattutto per la parte dell'Unione Europea, dell'est europeo, dove ancora oggi l'energia elettrica viene ricavata maggiormente da questi sistemi più inquinanti. Un altro obiettivo importante sarà quello di rendere sostenibile tutta una serie di attività umane che al momento consumano una grande quantità di energia. Significa introdurre nuove regole per costruire e ristrutturare case, rendere meno inquinanti i processi produttivi, potenziare i trasporti pubblici e su rotaia, promuovere la biodiversità, cioè materialmente proteggere i boschi e le specie animali dall'estinzione, rendere ancora più diffusa l'economia circolare e riservare una quota stabilita dei fondi europei per iniziative sensibili e sostenibili. Questo è un altro aspetto molto importante perché ci sono una serie di investimenti attraverso questa misura che possono rendere agevole questo percorso e da questo punto di vista ci stiamo attrezzando anche noi in Sardegna, anche attraverso dei primi contatti con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari per individuare dei percorsi che possano proprio su questo argomento portare avanti soluzioni attuative importanti. Attualmente il patrimonio forestale è fortemente minacciato dalla piaga degli incendi rurali e boschivi. Il tutto è esagerato dal cambiamento climatico in corso e la Sardegna, come tutto il bacino del Mediterraneo, non è esente da questa problematica. Vi do alcuni numeri molto veloci che comprendono, che ci danno insomma, modo di comprendere meglio la dimensione del fenomeno. Negli ultimi anni, facendo riferimento a solo l'anno 2017, gli incendi boschivi hanno riversato nell'atmosfera che respiriamo più cenere di 10 anni di eruzioni vulcaniche. L'intensità di calore emessa degli incendi del giugno e ottobre 2017 in Portogallo è stata rispettivamente di 68 e 142 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. In particolare, durante l'incendio di ottobre è stato registrato uno dei più alti rapporti tra aria bruciata e tempo, oltre 14.000 ettari in una sola ora. Nel 2018 è stato l'anno eccezionale per gli incendi, 10 grandi eventi. Gli incendi della Grecia hanno portato alla morte di 100 persone, rendendo l'incendio più mortale registrato in Europa
dal momento in cui si è fatta statistica su questo argomento. Negli Stati Uniti la stagione degli incendi in California è stata la più mortale e costosa mai registrata, con l'incendio Camp Fire che ha ucciso 88 persone, il più alto numero di vittime degli incendi nel paese dagli anni 40. Questo incendio ha causato danni stimati per oltre 16 miliardi di dollari. In Australia, da settembre 2019 a febbraio 2020, gli incendi boschivi hanno provocato la morte di 32 persone, 6 milioni di ettari di foreste e cespugli bruciati e quasi 500 milioni di animali uccisi, migliaia di case, centinaia di migliaia di persone evacuate. È chiaro che questi incendi hanno attirato l'attenzione internazionale e hanno avuto un impatto drammatico sull'ambiente. Persino i paesi nordici che a causa del cambiamento climatico non avevano questi eventi stanno affrontando un problema che fino ad ora era per loro sconosciuto. Nel frattempo la situazione in gran parte del bacino mediterraneo diventa sempre più estrema, con una edificazione indiscriminata soprattutto nelle aree di interfaccia. E questo abbiamo avuto proprio l'esempio, lo scenario di quello che è accaduto in Grecia, che dicevo prima, nel 2018. Da 60 a 70 anni l'esodo rurale e i cambiamenti socio-economici hanno aumentato la continuità della vegetazione forestale nei nostri monti, nelle nostre campagne e nei dintorni delle aree più o meno urbanizzate. E con il passare del tempo questa continuità di materiale altamente infiammabile aumenterà sempre di più. Dati della Sardegna certamente molto ridotti rispetto a quelli che ho dato poc'anzi, ma per dire, in un solo giorno, il 1° agosto quest'anno, si sono registrati 29 incendi, di cui 7 hanno avuto necessità di mezzi aerei regionali, 4 di quelli nazionali, e in un solo giorno sono bruciati oltre 2.600 ettari, pari a un quarto dell'intera superficie bruciata nell'intera campagna antincendio 2020, di cui 820 di bosco, pari alla metà di tutta la superficie boschiva bruciata nell'intera campagna antincendio. In questo contesto planetario e locale appena descritto, l'approccio che stiamo utilizzando per contrastare il problema non è certamente quello adeguato. Nella lotta contro gli incendi boschivi stiamo adottando politiche di guadagno istantaneo, di piccole vittorie lontane da vera rivoluzione di cui il sistema avrebbe davvero bisogno. Noi concentriamo gli sforzi per il 98% delle volte sugli incendi e riusciamo a superare, a contrastarli. Però il 2% su quei grandi eventi che non riusciamo a contrastare sono quelli che causano maggiore distruzione. Quindi è necessario attuare una prevenzione e una gestione del territorio funzionale alla mitigazione del fenomeno. Ed è questo il sistema che noi riteniamo sia possibile. L'esperienza e le conoscenze scientifiche indicano come la gestione del paesaggio l'unica alternativa possibile a un vero cambiamento di approccio al problema. La pianificazione, programmazione e attuazione fuori dal periodo estivo di interventi di riduzione del combustibile ad iniziare dalle aree più sensibili al rischio, il supporto alle aziende, agricole, allevatori, a chi vive la campagna, con interventi diretti a ridurre la probabilità di innesco e la propagazione del fuoco, incrementando nel contempo anche la produzione foraggera. Occorre ridurre lentamente la politica dell'emergenza e convertirla per gran parte in prevenzione attraverso certamente azioni di educazione ambientale nelle scuole a vari livelli, non parlando più di incendi come un disturbo ambientale, ma bensì come conseguenza di una gestione sbagliata dell'uomo nel corso degli anni. Occorre predisporre dei piani e strategie per mettere in sicurezza zone urbanizzate e densamente abitate, realizzando comunità preparate al fuoco e infondendo il concetto dell'autoprotezione. L'introduzione dell'uso del fuoco come strumento di gestione del territorio, fortemente supportato dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale anche attraverso dei propri gruppi cosiddetti GAUF, al pari di altri strumenti di gestione del territorio, riscoprendo vecchie pratiche culturali e colturali utilizzate in passato dai nostri avi, conciliate con sistemi operativi moderni, sicuri e programmabili, può dare importanti risultati in termini di benessere animale ed economico e ecosistemico, contribuendo, di questo ne siamo convinti, a rafforzare la nuova politica Green Deal dell'Unione Europea. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Comandante per questa relazione, ma soprattutto perché lei rappresenta uno sforzo e un impegno importantissimo del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale a cui tutti noi, tutti i sardi, sono debitori e sono grati.
questa sua relazione mette soprattutto in evidenza l'importanza della prevenzione, e così come nella sanità, e stiamo in questo momento di pandemia verificandolo direttamente, è molto più economica rispetto alla terapia, cioè la lotta al momento dell'incendio e al focolaio sicuramente crea più problemi e maggiori costi e maggiori rischi rispetto a tutta la prevenzione che può essere fatta, e voi ne siete artefici in termini sia di politiche ma anche di controllo del territorio. Grazie comandante, e io in questo momento vedo il sindaco Andrea Soddu, avvocato, che è collegato, e riformulo gli auguri per il prossimo quinquennio di amministrazione del comune di Nuoro, e le cedo immediatamente la parola. Deve attivare il microfono, sindaco. È attivo? Adesso dovrebbe... Sì. Scusate, ma anche io mi trovo un po' ingarbugliato con il Covid, perché ho avuto l'infezione con tutte le conseguenze sulla salute. Oggi la notizia di oggi è che mi sono negativizzato, però ho i sintomi ancora, per cui devo stare a casa, fare l'ossigeno e stare attenti alla broncopolmonite. Insomma, è un po' di tempo, ancora non abbiamo potuto festeggiare il risultato elettorale, però siamo subito al lavoro, naturalmente, sulla pandemia e su tutti gli altri temi. Per me è con estremo piacere poter partecipare all'inaugurazione dell'anno forestale anche quest'anno, anche se con la modalità mediata dalle tecnologie informatiche, e subito io voglio concentrare la nostra attenzione su un fatto immanente, che è un po' relativo a quello che in questo periodo noi, che eravamo in campagna elettorale, abbiamo cercato di individuare come un leitmotiv della comunità, per motivare la comunità del nostro territorio, della nostra città e in generale della comunità della Sardegna. Cioè ci si dice, ma insomma, se ci dobbiamo trovare intorno a dei valori, e questi valori devono essere formanti una coscienza collettiva che ci faccia sentire appartenenti a una comunità, in questo momento che è post-ideologico dal punto di vista politico, per cui non abbiamo più i riferimenti così forti come ce li avevamo nel passato delle filosofie politiche o delle ideologie politiche. Qual è il valore che davvero ci può unire? Ecco, naturalmente i valori non sono solo uno, i valori sono di più, però uno dei principali valori, e forse il principale valore nell'epoca moderna che noi viviamo, e dove la nostra Sardegna, il nostro sistema mediterraneo, il sistema europeo delle foreste può dire la sua, è quello dell'ambiente, della sostenibilità ambientale e di tutto quel grande aggregato che poi noi andremo a celebrare con l'Euraf prossimo 21, che abbiamo dovuto rinviare per il Covid, tutto quel grande aggregato dell'agroforestazione, che non è nient'altro che quel connubio tra le varie tensioni di sviluppo della ruralità, del mondo zootecnico, dell'ambiente, del paesaggio, che poi ci vogliono dare un mondo più felice, un mondo più sostenibile, un mondo più giusto, un mondo che tramite l'attenzione all'ambiente, tramite la prevenzione, come diceva il dottor Casula prima, sugli incendi che sono grandi disastri, oltre che ambientali, ecologici, anche di vite umane, moltissime volte, come dimostrano i casi che ha citato. Allora, tramite questo aggregato di cose si possa poi combattere la diseguaglianza, si possa combattere la povertà, che è anche una povertà culturale, si possa creare occasioni di sviluppo sostenibile, quindi con il concetto di sostenibilità, lasciando intatte le risorse. Ecco, secondo me la valenza dell'inaugurazione dell'anno forestale, del forte legame che l'inaugurazione dell'anno forestale crea tra le istituzioni, il nostro corpo forestale, le università, i centri di ricerca, le sedi gemmate, Forestas, e gli enti locali, la regione e tutti quanti insieme
ci deve dare poi alla fine una specie di progetto che candidi la Sardegna a dire, beh, noi siamo questa zattera in mezzo al Mediterraneo, ci guardiamo intorno, ma espandiamo la nostra mentalità di anno forestale anche alla sponda sud, alla sponda nord dell'Africa, espandiamolo alle zone costiere dell'Europa, di qualsiasi stato, e costruiamo un grande sistema per dire nel mondo noi abbiamo puntato sul verde, abbiamo puntato sulla compatibilità tra le iniziative economiche legate al verde, alla foresta, ai paesaggi e lo sviluppo economico, e questo lo abbiamo fatto anche partendo da iniziative come quella di oggi nostra, e che ormai è una tradizione. Per cui, con l'auspicio che ognuno di noi possa, come ne sono convinto, contribuire a costruire questo sistema di consapevolezza e di conoscenza e di presa in carico di un valore che non è solo un valore per l'ambiente, ma è un valore per la democrazia, perché si costruisce meglio democrazia e partecipazione se si ha questo connubio così forte, e se si candida questa parte del mondo, questa parte dell'Europa a essere leader a livello mondiale nella difesa di questi valori. Allora, con l'auspicio che anche questa iniziativa serva per quello, auguro a tutti voi il miglior lavoro da parte del Comune di Nuoro e miei personali. Grazie signor Sindaco, grazie per le prospettive politiche diciamo di scenario, ma soprattutto per l'ospitalità, la grande ospitalità che la città di Nuoro offre all'inaugurazione dell'anno forestale ormai da 4 anni a questa parte, e in questo caso al congresso EURAF. Grazie veramente. Adesso io continuerei con le relazioni, la saluto, continuerei con le relazioni. Abbiamo l'intervento del dottor Salvatore Mele, che è il direttore del servizio territoriale di Forestas di Nuoro, è stato direttore generale facente funzioni di Forestas. Colgo l'occasione per salutare anche l'ingegner Patteri, attuale direttore generale, e il dottor Mallucci, direttore del servizio tecnico di Forestas, che vedo collegati anche loro, un caro saluto anche a loro. E il dottor Mele è attualmente docente di storia delle scienze forestali presso l'Università di Sassari, corso di laurea in scienze forestali a Nuoro. Ringrazio anche per questo suo impegno di storico oltre che di forestale, e ci parlerà del contributo di Forestas per il sequestro del carbonio su scala regionale. Prego, dottor Mele. Sì, la ringrazio, professore, che presiede questa importante iniziativa. Saluto tutti i presenti, buongiorno a tutti, un saluto particolare alle autorità presenti, il sindaco di Nuoro, il commissario straordinario di Forestas, e a tutti i convenuti. Si tratterà, io adesso inserisco le slide per poter parlare dell'argomento che riguarda l'immobilizzazione del carbonio, in modo che parlo seguendo le slide. Vediamo se riusciamo a inserirle. Questa è. Prova. Sì, vai alla prima. Okay. Allora, l'argomento, come vi dicevo, è un argomento molto complesso. Tra l'altro, su questi aspetti è evidente che ci sono dei calcoli che sono anche calcoli molto complessi da poter fare per capire qual è la dimensione proprio dei giacimenti di carbonio e dell'immobilizzazione del carbonio. A livello mondiale le strutture della biosfera che risultano essere più importanti sono le foreste tropicali e le torbiere in Nord Europa. Molti pensano che si debba procedere nei prossimi decenni a realizzare degli impianti tecnologici per l'immobilizzazione del carbonio, però c'è da sottolineare che nulla è stato più efficace dal punto di vista naturale, quindi nei millenni della biosfera, nell'immobilizzazione
del carbonio, quindi è sempre la biosfera che deve in qualche modo risolvere il problema dell'accumulazione del carbonio nella terra, e l'uomo deve dare il proprio contributo con la limitazione delle emissioni del carbonio. Infatti l'aumento della temperatura ormai è scientificamente provato, è determinato dalla emissione delle attività umane dell'anidride carbonica. Perché si parlava dell'importanza delle foreste tropicali? Esse hanno una superficie molto limitata, sono circa il 5% della superficie mondiale, sono il più importante deposito di carbonio e la dimensione dell'assorbimento a livello mondiale è nell'ordine dei miliardi di tonnellate. Per esempio le foreste tropicali assorbono il 15% delle emissioni delle attività umane durante l'anno, e durante l'anno assorbono 1,5 gigatonnellate, quindi miliardi di anidride carbonica l'anno. E quindi è importante, è fondamentale razionalizzare i tagli boschivi in area tropicale. Le foreste tropicali quindi hanno già una limitata estensione, se poi rischiano di scomparire si rischia praticamente di immettere nuovamente nell'atmosfera un quantitativo enorme di anidride carbonica. Si tenga conto che loro, allo stato attuale, essendo il 4%, 5% della superficie mondiale, hanno accumulato il 40-50% della anidride carbonica che è presente in tutta la vegetazione mondiale. Ecco perché, bloccando i tagli, basta vedere tutte le polemiche che ci sono state anche quest'estate e quest'inverno trascorso per il taglio indiscriminato che si sta facendo degli incendi boschivi in Brasile, già limitando quel tipo di tagli si eviterebbe di immettere nell'atmosfera annualmente il 30% di anidride carbonica. Quindi i tagli in campo forestale determinano sicuramente dei grossi danni. Poi tenete conto che il cambio climatico, soprattutto nella regione più vicina a noi, che è il Nord Africa, in particolar modo una zona molto delicata dal punto di vista ecologico ma anche sociale, il Sahel, lì si manifesta il cambio climatico con le tempeste di sabbia. Vi cito un esempio: in Medio Oriente si pensa che nel 2040, che un po' vedremo è una data infausta, quella del 2040, si pensa che su 365 giornate l'anno circa 300 giornate saranno in pratica giornate di tempeste di sabbia che fanno diversi danni, ma nel 2017 una tempesta di sabbia del Sahara è arrivata addirittura in Bretagna, oscurando la giornata, producendo poi una sorta, come si può dire, di pulviscolo che sporca le macchine, che noi conosciamo bene, oppure addirittura la neve colorata. In Sardegna si diceva Nieruju, quando praticamente nevicava, no, con le precipitazioni che, pur essendosi sfreddate nel frattempo, però arrivava quel vapore dal Sahara. Allora, l'Agenzia Foresta sta dando un contributo, perché dal punto di vista internazionale le nazioni del Sahel si sono accordate per realizzare una fascia vegetazionale di circa 15 km che parte dal Senegal e arriva a Djibouti. La Sardegna, con Agenzia Foresta, ha fatto un accordo con il Senegal, al quale sta fornendo know-how per poter realizzare dei vivai che avranno un loro utilizzo in campo agroforestale, quindi non solo in campo forestale ma anche in campo agricolo. Tenete conto che lì le piante, la vegetazione è una conformazione totalmente diversa dalla nostra. Per esempio ci sono delle leguminose che riescono a sopravvivere con 100 mm di precipitazioni l'anno, che per noi è un dato che non consente lo sviluppo della vegetazione arborea, almeno delle piante che sono presenti in Sardegna. Per quanto riguarda il calcolo dell'accumulazione del carbonio in Sardegna, occorre fare riferimento a dei calcoli che sono stati fatti dall'APAT e dall'ISPRA. In particolar modo lì si è fatto un ragionamento riguardo ai rimboschimenti, perché effettivamente un calcolo generale non è molto semplice fare un calcolo generale. Allora si è utilizzato come parametro di riferimento, per avere un dato indicativo, i rimboschimenti, cioè quello che succede con le formazioni vegetali per quanto riguarda l'accumulazione del carbonio. Si è partito in pratica dal calcolo delle superfici che sono state rimboschite in Italia. Un dato certo si ha dal 1990 al
al 2000. Praticamente l'attività di rimboschimento, come si può vedere dal grafico, risulta essere molto presente. Questo picco è il picco praticamente del 2000. Dopo il 2000 l'attività di rimboschimento è molto diminuita. Questo aspetto lo ritroviamo anche in Sardegna per quanto riguarda gli enti che hanno fatto attività forestale. Quindi da questo punto di vista ci troviamo di fronte ad una situazione che è prevista di un calo dell'accumulazione del carbonio per i rimboschimenti. Però tenete conto che questo calo non lo possiamo nemmeno escludere per gli altri tipi di vegetazione, perché effettivamente c'è una limitazione sia anche dell'attività forestale, e vedremo come incide, ma anche dell'attività di rimboschimento, e poi anche l'agricoltura, un'agricoltura estremamente tecnologica, come si diceva in Messico nel 1911, scientifica, che non tenga conto anche della compatibilità ambientale con l'utilizzo, che so, di fertilizzanti naturali e cose di questo tipo, alla fine immette nell'atmosfera anidride carbonica. Per quanto riguarda le strutture vegetali che maggiormente contribuiscono all'accumulo di anidride carbonica e quindi alla fissazione di anidride carbonica in Italia, come potete vedere, prima di tutto ci sono i cedui, e questo è un dato curioso, e anche sotto certi punti di vista potrebbe anche essere contestato da molti paesaggistici, però è un dato scientifico che il ceduo è quello che maggiormente accumula, fissa maggiormente anidride carbonica nel terreno. Quindi altri fenomeni negativi sono gli incendi, e sono totalmente a bilancio negativo dal punto di vista della fissazione del carbonio. Per quanto riguarda invece i cedui, come vi dicevo, c'è un forte accumulo di anidride carbonica, quindi di fissazione di carbonio, rispetto per esempio alle fustaie. Le fustaie di per sé ne hanno molto, però arrivano a un certo punto con la crescita e non accumulano più. Invece il ceduo, se non è interessato da incendi, è una matrice forestale, e logicamente c'è la suscettibilità del terreno a sostenere il ceduo, perché anche questo va detto, non è che il ceduo si possa fare ovunque, ha delle grosse capacità di immagazzinamento dell'anidride carbonica. Per quanto riguarda i rimboschimenti, come si può vedere, ci sono i dati dei rimboschimenti in Italia. Quelli più estesi sono i rimboschimenti di natura produttiva, quindi non è vera e propria silvicoltura, e arboricoltura. In particolar modo si vede il dato dei pioppi. Nel 1990 7.000 ettari, si è scese nel 2000 a 2.000 ettari e oltre, e poi ci sono le resinose che sono state molto utilizzate, soprattutto prima del 2000, adesso ci sono anche dei limiti legislativi dal punto di vista paesaggistico. Ci sono dei dati per le resinose settentrionali, la cui pianta principale è il pino rosso, adesso non mi viene il pino silvestre, quello che è presente nella parte più meridionale in Catalogna, Piroch, quindi pino rosso, sono 300 ettari che sono stati rimboschiti nel 1990, si è scesa a 32 ettari nel 2000, poi le meridionali sono circa 300 ettari nel 90, che sono arrivati a 500 ettari nel 2000, e poi c'è un calo registrato, e poi tutte le altre latifoglie, e che poi alla fine sono i rimboschimenti che prevalgono attualmente. Si va da dati di oltre di 2000 ettari nel 90 per scendere a 13.000 ettari nel 2000. Come vi dicevo, quindi è stato costruito un modello che permettesse di conteggiare il carbonio accumulato partendo dai rimboschimenti, con particolar modo riferito ai rimboschimenti. Quindi si è passati dalla superficie alla cubatura, tenendo conto dell'incremento, tenendo conto anche che queste conifere, quando vengono tagliate, poi non vengono rimboschite, e praticamente ne è venuto fuori un grafico dove i dati, perché l'unità di misura e l'unità di grandezza a livello nazionale sono le centinaia di migliaia di tonnellate, si arriva a questo picco che è del 2000, per poi scendere anche in modo drammatico e arrivare, come si vede, al 240 al 2040, dove praticamente si prevede un drastico calo di rimboschimenti, ed è questo dato legato alla previsione che poi vedremo viene fatta ormai anche da altre nazioni europee, di un drastico cambiamento climatico, e quindi di un riscaldamento del clima molto forte, che porterà a uno stravolgimento della vegetazione europea, e in particolar modo della vegetazione alpina.
Per quanto riguarda Forestas logicamente su questo incremento di vegetazione dà un forte contributo, perché si occupa di formazione di forestali esistenti, di nuovi rimboschimenti, della gestione del ceduo, della ricostituzione boschiva, quindi mantiene in efficienza produttiva i boschi. Poi c'è un intervento di Forestas riguardo alla prevenzione degli incendi e alla lotta agli incendi. Riguardo al rapporto che c'è con l'Italia, col resto del territorio nazionale, l'Italia ha 300.000 km² di superficie, compresa la Sardegna ha 24 km², quindi è circa 1/10 della superficie nazionale, cosa che per esempio per i boschi non si verifica. Per i boschi invece, i boschi della Sardegna sono molto estesi, c'è un indice di boscosità del 51%, mentre invece oltre il 51%, in Italia risulta essere oltre il 22%. Per quanto riguarda i rimboschimenti in Sardegna, da un calcolo che era stato fatto dall'ispettore forestale, dirigente forestale, il compianto dottor Antonello Mele, sono stati fatti in Sardegna dal 1910, quando esisteva l'azienda Foreste Demaniali, fu fondata l'azienda Foreste Demaniali, e poi successivamente con tutti gli altri enti forestali, circa 75.000 ettari di rimboschimenti, che sono sia rimboschimenti legati all'arboricoltura da legno, in particolar modo il piano radiata, e sia rimboschimenti fatti proprio in ambito forestale. Quindi si è rimboschito circa 650 ettari l'anno. In pratica il dato di rimboschimenti è circa 1/10 di quello nazionale, quindi presumibilmente anche il dato che riguarda l'accumulazione del carbonio in Sardegna è circa 1/10 di quello nazionale. Qui si è fatto un ragionamento per quanto riguarda la Sardegna, tenendo conto dei rimboschimenti. Come vedete nel 95 si sono accumulati 30.000 tonnellate di carbonio, si arriva al picco nel 2000, 48.000 tonnellate di carbonio, ed è legato proprio all'incidenza dei rimboschimenti, che sono di diverso tipo, possono essere sia dei rimboschimenti fatti da Agenzia Forestas, che da allora Azienda Foreste Demaniali, poi dopo Ente Foreste della Sardegna, poi dall'altro ente che era l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste. Il picco anche qua è il picco del 2000, 48.000 tonnellate di carbonio. Poi si inizia a scendere, nel 2005 30.000 tonnellate di carbonio, per stabilizzarsi il valore intorno a 15.000 ettari e per poi crollare nel 2040. Perché questa data fatidica del 2040? Allora, i forestali austriaci, che stanno già presentando delle relazioni scientifiche, e c'è già il sistema forestale austriaco. Tenete conto che l'Austria è una delle nazioni che storicamente ha la più forte organizzazione forestale, prevede dei grossi problemi per quanto riguarda la loro vegetazione. Addirittura prevede la scomparsa della fascia a abete rosso e della fascia alarice. Che tipo di indirizzo stanno dando? Stanno dando l'indirizzo di andare a prendere le piante che si trovano più a sud. Loro dicono: oramai noi dobbiamo scordarci che nel 2040 ci saranno le condizioni per continuare a fare attività forestale con l'abete rosso e con il larice, dobbiamo scendere in Italia a prenderci le sementi delle latifoglie nobili, della quercia, in particolar modo della rovere. Loro punteranno moltissimo sulla rovere perché è un buon legno da opera, e poi cercare di cambiare completamente l'attività forestale. In Sardegna probabilmente dovremo fare lo stesso ragionamento. Speriamo che non ci siano grossi sconquassi, perché effettivamente noi siamo già al limite per quanto riguarda per esempio la coltivazione dell'olivo, e in certe parti della Sardegna, per esempio nella città di Cagliari, non ci sono più le condizioni meteorologiche e di precipitazioni per il leccio, perché il leccio ha necessità di almeno 350-400 mm d'acqua, per cui spesso in alcune zone, per esempio a Monte Urpino, che è una zona ancora naturale, a Cagliari ci sono difficoltà per il leccio. Quindi la Sardegna sicuramente dovrà lavorare per cercare di salvaguardare la biosfera mediterranea della nostra isola, e per creare quelle condizioni affinché si riesca ad attutire il danno climatico, il danno determinato dall'aumento della temperatura, e cercare di trovare anche quegli accorgimenti e quelle soluzioni forestali per poter continuare con la fissazione del carbonio nell'atmosfera. Dottor Mele, se passiamo rapidamente alle conclusioni, perché siamo un po' in ritardo, la ringrazio. Io ho già concluso.
Ho finito. Ah, finito. Allora io scusi se sono intervenuto, ma il tempo è tiranno. La ringrazio molto e devo immediatamente introdurre la successiva relazione del professor Ignazio Floris, ordinario di entomologia presso l'Università di Sassari, che è coordinatore scientifico di Restart, raccomandandogli i 10 minuti perché siamo un po' in ritardo. Grazie Ignazio. Mi sentite? Sì, buongiorno a tutti, saluto e ringrazio gli organizzatori e le autorità, saluto tutti i partecipanti. Veniamo subito al tema, il tema della promozione e lo sviluppo dei prodotti forestali non legnosi, lo sappiamo, è un tema di attualità da decenni, è una delle aree prioritarie del Dipartimento Forestale della FAO dal 1991, con l'obiettivo di migliorare, diciamo, l'utilizzo sostenibile dei sistemi forestali, contemperando, diciamo, l'esigenza di conservazione della biodiversità con il miglioramento delle produzioni e del reddito. E nel contesto mediterraneo, delle foreste mediterranee, anche rispetto ad altri sistemi forestali, date le funzioni ecologiche, ricreative e paesaggistiche di questi sistemi, tali risorse assumono un ruolo sempre più rilevante anche rispetto ai mutamenti socio-economici in atto, mi riferisco in particolare allo spopolamento rurale, per promuovere lo sviluppo, diciamo, di queste zone. E questo vale in particolare per la Sardegna e per le aree interne della nostra isola. Veniamo alla... Scusate, forse non ho lanciato la presentazione. Ecco qua. Quindi veniamo al progetto del Centro Agroforestale Mediterraneo. Questo è un progetto che ha avuto un iter abbastanza lungo, diciamo, di anni. Ci scusi, non la vediamo ancora. Non vedete? No Ignazio, vediamo soltanto il desktop con il file che non riesce, sta girando ma non riesce ad aprirsi. Ce lo devi raccontare, se non riesce ad aprirlo. Mi dispiace. Mi dispiace, non so cosa dire, aspettate un attimo, cosa posso fare. Non so se qua non mi fa agire adesso con... No, sta caricando però, perché è un po' pesante per le immagini, diciamo. Io posso continuare intanto. Sì. Visto... Sempre dentro 10 minuti, Sì. Quindi il progetto del Centro Forestale Agroforestale Mediterraneo, diciamo, ha avuto quest'iter abbastanza lungo ed è stato portato avanti all'insegna della condivisione. Ha visto come protagonisti, oltre a UNINUR, il Dipartimento di Agraria, l'Università di Sassari, gli enti locali, tra cui il Comune, l'Agenzia Forestas in particolare, ma anche il mondo del produttivo attraverso le associazioni, le imprese, le territori e così via. Si è giunti quindi ad una sorta, possiamo dire, di patto territoriale tra tutti i soggetti coinvolti, volto a individuare obiettivi comuni di sviluppo condivisi e basati appunto su criteri di sostenibilità. Il progetto, non so se non vedete ancora probabilmente, giusto? Mi dispiace per questo inconveniente. Il progetto è articolato in una serie di attività che tengono conto appunto della produttività dei sistemi forestali mediterranei e che io vi elenco brevemente, che riguardano appunto la frutticoltura montana, incentrato sulla valorizzazione e la gestione delle specie arboree, castagno, noce, nocciolo, ciliegio, pero, melo e altri frutti minori, con caratteristiche ecologiche, fisiologiche, ci riferiamo ovviamente in particolare ai genotipi locali, che garantiscano la compatibilità e la produttività in tali contesti. Naturalmente parliamo di risorse che già vengono sfruttate e l'obiettivo del
del progetto è quello di riqualificare questi settori attraverso produzioni più regolari, omogenee e di elevata qualità. E in questo progetto, in questa attività è prevista la collaborazione del CNR, di Agris, di tutti gli enti che hanno già operato in questo ambito. Un'altra attività riguarda le produzioni orticole montane. Anche in questo caso parliamo di un settore che nelle zone interne ha avuto un suo successo anche a livello imprenditoriale, un inizio di utilizzazione di risorse presenti a livello locale anche da parte di imprese, e anche qui con la collaborazione degli enti che vi ho appena citato si prevede appunto di riqualificare questo settore. Poi ovviamente un'attività riguarda la tecnologia del legno, del sughero e delle biomasse rinnovabili. Anche qui parliamo soprattutto di miglioramento della produttività sia del legname che della risorsa subericola, con l'acquisizione di nuove conoscenze di carattere applicativo che coinvolgano appunto soprattutto l'università e l'Agenzia Forestas, anche con le dotazioni e infrastrutture che ha importanti l'Agenzia Forestas. Un'altra attività ancora riguarda la protezione dei sistemi forestali mediterranei. Mi riferisco alla protezione sanitaria di questi sistemi forestali mediterranei, che è oggetto di attenzione da sempre da parte della nostra regione, rispetto per esempio ai lepidoti defoliatori e ad altri fitofagi chiave che creano diciamo emergenze da questo punto di vista periodicamente nei nostri boschi, e contestualmente anche con uno sguardo attento anche a quelle che sono le risorse di interesse apistico. E poi un'attività riguarda le produzioni zootecniche montane, sempre che farà leva sulle risorse genetiche autoctone, diciamo, con un'attenzione particolare alla filiera dell'allevamento suinicolo, ma anche dei bovini da carne rustici locali, senza trascurare ovviamente l'allevamento ovicaprino. E poi si prevede l'istituzione di 2 centri sperimentali. Presso tutte queste attività avranno una concentrazione in particolare a livello sperimentale presso l'azienda Jacopio, è già stato detto da chi mi ha preceduto, dove nasceranno anche 2 centri sperimentali, quello di apicoltura e di micologia, che puntano a valorizzare ancora meglio queste risorse. Il centro di apicoltura ovviamente sarà una base operativa per lo studio delle api locali e delle risorse mellifere, dei mieli, e anche fornendo un servizio alle imprese del territorio. Il centro di micologia si propone di rappresentare soprattutto un riferimento, sottolineiamo, di studio, perché esistono anche altri centri che operano in questo settore, di studio sui funghi e sui tartufi, con l'obiettivo di una diffusione di queste risorse nei boschi naturali, anche artificiali in Sardegna. E poi c'è un'ultima attività che riguarda la valorizzazione delle terre civiche. Anche qui operano già dei centri, studi in ambito regionale. L'obiettivo specifico in questo caso è quello di fornire una base documentale digitalizzata utile alle amministrazioni, ai professionisti e a tutti coloro che diciamo operano in questo ambito. Io chiudo, però non ho qui la slide, mi dispiace, con un esempio, perché al di là degli annunci del progetto, diciamo, ho portato, facendo leva sulle mie competenze specifiche, un esempio che si basa anche sull'esperienza di questi ultimi anni in collaborazione con l'Agenzia Forestas, che riguarda l'apicoltura. Il patrimonio boschivo pubblico regionale, c'è una potenzialità enorme di sviluppo di questo settore che rientra nel progetto Restart, con livelli occupazionali. Parlo di dati riferiti anche a studi e casi di studio già realizzati in questi anni, con livelli occupazionali che possono arrivare a 200 unità lavorative, con l'esercizio di un'attività pienamente sostenibile in questo ambito, e che può quindi rappresentare un esempio, diciamo, concreto di quello che sono le potenzialità produttive dei sistemi forestali mediterranei attraverso le varie produttività. Vi ringrazio, mi scuso ancora per l'inconveniente
della presentazione. Grazie a te Ignazio, professor Floris. Metteremo a disposizione le diapositive sicuramente per tutti i convenuti, per cui avranno modo di leggere riascoltando la registrazione di questo tuo intervento. Grazie ancora. Vista l'ora tarda, il dottor Mureddu farà il suo intervento all'inizio della seconda parte che sarà da lui coordinata, perciò andiamo direttamente alla presentazione del professore Antonello Sanna, che è professore ordinario di urbanistica presso l'Università degli Studi di Cagliari, un caposcuola nel settore soprattutto del paesaggio, dei sistemi territoriali, che ci parlerà delle tracce dell'uomo nel paesaggio forestale della Sardegna. Gli cedo immediatamente la parola, lo ringrazio molto per essere intervenuto in questa inaugurazione. Sono io che ringrazio te, Giuseppe, dell'invito. Voi non mi vedete, vero? Vediamo se... Ecco. Sì, adesso ti vediamo. Perfetto, perfetto. Allora, io adesso prendo rapidamente lo schermo per... Ecco. Datemi conferma che... Sì, si vede, si vede. Ecco, benissimo, sì. D'accordo, va bene. Allora, vi renderete conto che tra tutti voi io sono probabilmente quello che si è dovuto fare più domande per chiedersi in che cosa il punto di vista dell'architettura, che è la materia che io insegno e su cui lavoro, sia pure intesa in senso molto ampio, no? Anche estesa ai temi del paesaggio, per esempio, come ben sa il professor Pulina, con il quale abbiamo in atto una straordinaria collaborazione da diversi anni, con lui e col suo dipartimento naturalmente, proprio sul tema dei paesaggi rurali. No? Diciamo, mi sono chiesto comunque che cosa poteva essere rilevante rispetto al focus di questa iniziativa. Non so se sono riuscito a cogliere, ma molto rapidamente adesso io scorro alcune diapositive che apparentemente sono eccentriche rispetto all'argomento. Guardate questa, per esempio. No, allora, il 14 ottobre del 2020, la Presidente della Commissione europea, la sempre più interessante Presidente Ursula von der Leyen, trasmette al Parlamento europeo un documento intitolato Renovation Wave for Europe, Greening Our Building, Creating Job, Improving Lives. Per la prima volta, no? Una sorta di piano Marshall per l'ambiente costruito, no? Come ho provato a definirlo nella slide che segue. Il documento è pubblico ed è datato 14 ottobre 2020 ed è la prima volta, ripeto, che in maniera centrale il tema dell'ambiente costruito, ma nell'accezione appunto del green, della creazione di lavoro, cioè della cointeressenza della società all'insieme delle problematiche più ampie, culturali, eccetera, con un'annunciata mole dei lavori appunto da piano Marshall. E poi Improving Lives, cioè no? È il tema della pandemia che giustamente attraversa l'insieme delle politiche europee. L'ho voluto dire perché noi siamo qua dentro in un contesto in cui anche diciamo, la presentazione della vostra iniziativa inquadra nelle politiche agricole europee, no? Lo specifico dell'agriforestry. E poi in generale siamo tutti collocati in un momento che io eufemisticamente ho definito complicato, ma che anche da molte parti si tende a ritenere un'opportunità, per quanto terribile questo possa apparire, sul tema dei rapporti natura, tecnologia, società, no? Perché è di questo che stiamo parlando. Collochiamo, se vogliamo, l'architettura dal lato delle tecnologie, benché sia anche per molti, e io condivido questa posizione, una scienza
che si colloca nell'ambito delle scienze sociali, una pratica, no? Oltre che una scienza. Allora, siamo tutti talmente immersi nelle grandi crisi, no? Di cui le relazioni precedenti ci hanno tutte illustrato una serie di aspetti di straordinario interesse, no? Da quella della pandemia che ci tocca nel corpo e che quindi è particolarmente, diciamo, per noi pregnante, ma alla grande questione del climate change, e non sono due cose diverse certamente, no? Che possono essere iscritte nella crisi del rapporto uomo-natura, no? Dell'uso sociale delle tecniche nei confronti dell'ambiente, no? Che sono anche però, ripeto, la prospettiva della necessità e forse della possibilità di un cambio di paradigma. Certo, se estrapolassimo i dati sulla crisi, sul crollo della capacità del foreste di catturare la CO2 che ci venivano presentati un attimo fa, beh, devo dire, insomma, saremmo al capolinea, no? Eppure, se questo cambio di paradigma diventa realmente, no, strategia e politica, e per questo la scala europea è straordinaria. Non ho cominciato con la Sardegna, non posso cominciare con la Sardegna, per quanto, no, la mia teoria sia che i luoghi nel tempo della globalizzazione devono diventare sempre più rilevanti, ma queste sono nello stesso tempo questioni che riguardano l'intero pianeta, no? Ed è per questo che ho cominciato in questo modo. L'altra cosa che mi perdonerete è questa, no? Il lavorare per un minuto intorno a questa immagine. La vedete? Sì, o è coperta dalle... Comunque, è l'immagine che è la copertina... Vediamo bene, vediamo bene. Bene, la copertina del saggio sull'architettura dell'Auger, no? La Bibbia della cultura dell'enciclopedia, no? Basta la data, 1753, nel mio campo, nel campo dell'architettura. Qual è il ragionamento? L'immagine la vedete, chiarissima, no? Una fantastica donna che regge in mano la squadra e il compasso, indica la cabana originaire, no? L'archetipo dell'architettura, il grado zero, no? Dell'architettura, che è tutta, da un certo punto di vista, rapporto con la natura, i tronchi, le fronde, no? Ma evoca nello stesso tempo, lo vedete, io non sono in grado di farlo vedere col cursore, ma in alto a destra l'immagine è quella del timpano del Tempio greco, che in effetti noi sappiamo storicamente, ancora senza andare troppo lontano, cioè diciamo, nell'800 a.C., un attimo prima della sua pietrificazione, era il legno. Allora questo non è soltanto per dire che esiste una connessione originaria dell'architettura con la natura, ci mancherebbe altro. D'altra parte, se passiamo alla scala superiore delle città, noi sappiamo che la città è il prodotto della rivoluzione neolitica, cioè della rivoluzione agraria. Quindi la connessione tra i nostri mondi è, come dire, originaria, no? E però il fatto è che in quel momento, 1750, è 10 anni prima della macchina a vapore, no? Momento germinale della rivoluzione industriale, 40 anni prima della rivoluzione borghese, della rivoluzione francese, diciamo così, stiamo proprio ragionando la scienza di un cambio di paradigma fondamentale che ha fatto di noi quello che siamo naturalmente in 250 anni, e insomma la tecnologia ha fatto dei balzi in avanti straordinari e siamo ancora a ragionare del rapporto con la natura, no? È in questo che io trovo, no, straordinariamente interessante la vostra iniziativa, perché prende dall'altro lato la questione che io non posso non assumere dal punto di vista. Ecco, queste sono le architetture degli architetti dell'illuminismo che leggevano l'Auger, no? La famosissima, per noi, casa delle guardie campestri, o l'altrettanto famosa casa delle guardie della Casa del Fiume, dei maggiori Boulez, Ledoux, questo in particolare, no? I grandi architetti dell'illuminismo, gli architetti di Napoleone.
si pongono il problema in questi termini. Allora, veramente, questa cosa parla ancora a noi, cioè ci dice ancora qualcosa a noi, io dico, intendo al mio mondo soprattutto, no? E vediamo un attimo. Allora, in Sardegna prima si diceva forse 1/10 della capacità, se ho capito bene, di cattura dell'anidride carbonica, pur essendo non 1/10 della superficie territoriale nazionale, una straordinaria presenza, addirittura per il 50% di superfici boschive. Io dico, per una volta, noi che siamo stati stigmatizzati per questa questione di essere marginali, a bassa densità, periferici, spopolamento, eccetera, forse, no, con la pandemia, col tema del cambiamento climatico, ritroviamo una nostra centralità. È chiaro che il rapporto, no, se io dovessi stare al tema che mi ha assegnato Giuseppe, dovrei dire, beh, certo, questa foto dei primi del Novecento di Orgosolo ci racconta i suoi muri in pietra, i suoi materiali locali, naturali, questa straordinaria consonanza, diciamo, con l'ambiente intorno. Certo, insomma, poi l'occupazione di suolo, perché è chiaro che anche la Sardegna, malgrado la straordinaria pervasività dei paesaggi agro-silvo-forestali, tuttavia ha moltiplicato per 10, no, la sua occupazione di suolo dal punto di vista proprio dell'edilizia, così come del resto è capitato in tutta l'Europa, no? E forse se il paesaggio di Orgosolo lo guardassimo oggi, no, con questa diramazione, dilatazione di queste periferie, no, in mezzo al paesaggio dei boschi, beh, insomma, è possibile che si capisca perché il mondo dell'architettura e dell'urbanistica è attraversato da una forte autocritica rispetto a questi temi. Vero è che non è sempre stato così, ecco, sempre per tematizzare, ma le scorro adesso in un attimo, no? Le foto, per esempio, dei luoghi del sacro, no? Ecco, l'architettura, luoghi del sacro e paesaggi boschivi. Ma vogliamo dire i luoghi dell'acqua, no? Siete Fuentes a Sant'Ursurgiu, no? Che però, insomma, è diventata una piccola garden suburb, una piccola città giardino che forse non è esattamente quella che si richiede in questi contesti di alto pregio e di alta valenza ecosistemica. Lasciamo perdere gli aspetti estetici, qui stiamo proprio parlando delle questioni sostanziali, cioè, no? Come dice Ursula von der Leyen, bisogna tornare a un green building, no? Cioè a una costruzione dell'ambiente per i bisogni umani, quindi per l'abitare, per il produrre, no? Che sia in sintonia con i grandi temi del nuovo accordo sistemico con la natura che l'Europa ha finalmente preso in mano. Ma vogliamo dire Badesaliges, no? Anche qui contrasto tra l'insediamento originario, sia pure con le forme illuministe, no, della ragione, no, che si inserisce nella natura con tutte le sue geometrie, ma circoscritte con la compattezza di un intervento che non è invece il pulviscolo che vediamo in alto a sinistra, no, del caso per caso a cui si è assistito negli ultimi decenni, la pesantezza con cui le infrastrutture si sono messe nei confronti del paesaggio agrosilvoforestale. Insomma, questo è un caso su cui non posso che volare velocemente, ma nel parco di Pula, qualunque giudizio se ne dia, questo è il centro, il polo tecnologico, diciamo, a voi tutti ben noto. Si può far di meglio, in tutto il mondo ce lo insegnano, qui siamo in Brasile, ma ho saltato tante foto diciamo, che danno questo senso di appartenenza e questa dimensione ecologica di un riuso dei materiali locali e naturali davvero interessante, oltre che culturalmente significativo. E concludo con questa immagine, no? Perché, no, credo di essere stato chiamato qui perché
il nostro coordinatore è un convinto sostenitore del fatto, ne abbiamo parlato a lungo, che la crisi richiede e consente strategie integrate, intersettoriali e di grande scala, che non si può eludere il confronto, no, tra mondi che sono stati anche nei nostri universi disciplinari, anche nelle nostre università, così poco capaci di comunicare, così poco capaci di offrire alla società delle prospettive sistemiche, no, che intercettino i problemi al loro livello e nella loro dimensione. Ed è in questo, sottolineo e chiudo, il messaggio straordinario che viene dall'Unione Europea, che mentre prosegue la rielaborazione della PAC, per la prima volta, no, bandisce e promuove una Renovation Wave Strategy, no, per greening, che ha come parole d'ordine greening our buildings, creating job, improve lives. Grazie. Grazie Antonello, grazie professor Sama per questo innesto importantissimo del segni dell'uomo sul territorio rurale e in questo caso territorio forestale. E vista la tirannia del tempo passo subito la parola al collega Mauro Agnoletti, professore all'Università di Firenze ma soprattutto coordinatore scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Paesaggio Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ci parlerà appunto dei rapporti fra agroforestry e paesaggio. Grazie Mauro, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, spero che mi sentite bene. I would also like to say welcome to the international colleagues connected to this session. Vi porto sì i saluti dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, al cui interno, ricordo, esiste il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, che direi è strettamente connesso all'argomento oggi in discussione, ma vi porto anche i saluti come presidente del Comitato Scientifico del Programma Mondiale FAO sulla conservazione del patrimonio agricolo, il GIAS, Global Important Agricultural Heritage System, che direi è il programma principale a livello di Nazioni Unite per la conservazione di questi sistemi agroforestali, che hanno, devo dire, acquisito, anche se pochi se ne sono reso conto, una nuova centralità anche per quanto riguarda l'attualità dell'emergenza legata al Covid-19. Accenno solo brevemente, perché questa è una presentazione tipo istituzionale, un saluto, che abbiamo recentemente svolto un'indagine col Dipartimento Ricerca della Banca Centrale Europea, quindi è un work paper all'interno della banca, rinvenibile sia sul sito della Banca Centrale che nel mio sito web, dove si dimostra che, perlomeno lo studio riguarda l'Italia, i sistemi agricoli a bassa intensità energetica rispetto alle aree caratterizzate da alta intensità energetica sono quelle dove si registra un numero di contagi sensibilmente inferiore rispetto agli altri sistemi e che quindi suggeriscono come queste aree banalmente siano le più sicure dal punto di vista semplicemente dei luoghi dove abbiamo meno rischi, ma soprattutto con la Banca Centrale, ed era la parte più interessante del lavoro, si propone come programma per i futuri progetti di sviluppo che deriveranno dalla nuova PAC e anche dal Recovery Fund di valorizzare queste zone, quindi di andare a rivitalizzare aree agricole caratterizzate da questi aspetti che potrebbero risultare fondamentali anche per quel nuovo modello di sviluppo di cui molti relatori hanno parlato. Quindi quali sono i temi per entrare nell'argomento, diciamo, dell'agroforestry? I temi sono legati intanto alle vulnerabilità di questi sistemi. Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una polarizzazione del rapporto fra aree agricole intensive, foreste ed aree urbane. Un sistema originariamente integrato, il bosco era integrato con l'agricoltura, e non si faceva agricoltura senza avere un bosco e il collegamento città-agricoltura era molto forte. Oggi abbiamo sistemi che vivono in modo indipendente. Questo quindi ha dato luogo da un lato a aree agricole ad alta intensità energetica,
che in Italia perlomeno rivestono una superficie minoritaria nel nostro paese, parla del 23%, e una grande quantità di altre aree agricole, il rimanente, il 77%, in cui siamo in uno stato di depressione economica o di basso livello di sviluppo, è caratterizzato da un forte abbandono, da un invecchiamento della popolazione, che certamente non contribuisce allo sviluppo economico. Per queste aree, devo dire, non c'è un progetto di sviluppo, cioè non abbiamo un'idea di sviluppo sulla quale invece dovremmo ragionare proprio in questa contingenza. E quindi cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito, per esempio, si è parlato molto di foreste e di cambiamento climatico. Devo dire a chi ci ascolta che in realtà in Italia, dal dopoguerra in poi, abbiamo assistito a un enorme processo di riforestazione. Parliamo di boschi che sono più che raddoppiati di estensione, sono tutti boschi non gestiti, con un aumento calcolabile in 70.000 ettari all'anno, al netto degli incendi, che ha avuto come contraltare una perdita di 10 milioni di ettari di aree agricole. Parliamo di un terzo del paese, che è un qualcosa su cui riflettere, anche perché qui parliamo di sistemi agroforestali, qui non aree forestali dense, compatte e omogenee, ma parliamo di sistemi invece in cui abbiamo un'alta componente arborea. Ricordo che in Italia, nel periodo in cui questi sistemi erano largamente diffusi dal nord al centro della penisola, avevamo anche più di 150 piante arboree ad ettaro, il che vuol dire anche piante che svolgono funzioni non solo ambientali o climatiche, ma anche di produzione. Quindi ecco, questo è un tema su cui riflettere, perché dobbiamo cercare di mettere le cose nell'ordine giusto, diciamo, se vogliamo rimettere insieme gli elementi che compongono questi sistemi agroforestali. Quindi l'obiettivo quale deve essere? Intanto ridurre questa polarizzazione e riequilibrare il paesaggio. Il paesaggio modernamente inteso, che non è più solo un'accezione estetica, ma il paesaggio oggi modernamente inteso rappresenta un paradigma che integra economia, società e ambiente all'interno di una visione che si risolve anche in una struttura fisica che ha il territorio e che può andare a incidere anche a livello economico. Questi sistemi, oltre a diciamo, produrre cibo, e spesso cibo di alta qualità, sono anche sistemi che hanno una valenza paesaggistica, hanno una loro unicità, che oggi, unita al turismo, può creare quei valori identitari che si associano alle unicità dei territori, che possono rappresentare elementi su cui ci si può appoggiare per proporre un diverso livello di sviluppo. In altre parole, per paesi come l'Italia, ma per molti altri paesi del Mediterraneo e del mondo, perché poi il programma FAO si occupa di questo, non potremo mai pensare di andare su produzioni diciamo, di grande quantità e a bassi costi di manodopera, perché siamo paesi montuosi, collinari, dove i costi sono necessariamente ovviamente superiori a chi può lavorare in pianura con alta meccanizzazione e livelli di input chimici. Bisogna andare su luoghi invece che traggono le loro punti di forza dalla qualità dei prodotti, la qualità del paesaggio e quindi da un modello diverso. Quindi questa è anche l'opportunità che offre questo argomento per il nostro futuro. Senza scordare naturalmente la questione ambientale. Questi sistemi hanno un'altissima biodiversità. Spesso si tende a ridurre la biodiversità alla biodiversità alfa, cioè a quella del numero di specie collegati a certi ambienti, tipicamente gli ambienti naturali caratterizzati da bosco. In realtà chi ha studiato la biodiversità a livello scientifico sa che c'è la alfa, beta e gamma diversità, che riguarda la diversità fra sistemi di uso del suolo diversi, fra diversi sistemi che sono caratterizzati da un diverso livello di presenza di piante arboree. Quindi vuol dire che esistono vari livelli di biodiversità, c'è quello dell'Amazzonia, quello della Scandinavia, c'è quello anche dei paesi dove esistono i sistemi agro-silvopastorali e quindi dove si fa agroforestry. E questa biodiversità, per chi magari non lo sa, è stata sancita da programmi a livello di Nazioni Unite. Ricordo solamente quello sulla diversità bioculturale promosso dalla Convenzione per la diversità biologica e dall'UNESCO, con la famosa dichiarazione di Firenze sulla diversità bioculturale, che oggi è il preambolo per tutto quanto riguarda l'approccio alla biodiversità del programma FAO-GIAS. Quindi ecco, direi l'obiettivo va calibrato anche in temi di biodiversità su questi aspetti. E naturalmente il clima. Abbiamo già sentito molto stamani su questo argomento.
ricordo banalmente che questi sistemi, che si trovano in condizioni ambientali, sociali ed economiche molte diverse in tutte le parti del mondo, in tutti i continenti, sono esempi di adattamento a condizioni ambientali, climatiche diverse e mutevoli. Teniamo presente il mutevole perché si parlava del deserto del Sahara. Ricordo a tutti che 10.000 anni fa il Sahara era una prateria punteggiata di alberi, di laghi e densamente popolata. Quindi ecco, bisogna imparare da questi sistemi perché ci danno gli strumenti anche per pensare al futuro. E anche un altro aspetto al quale spesso non si pensa è l'assorbimento di CO2. Gli esperti del settore sanno che alle nostre latitudini un oliveto assorbe una quantità di CO2 superiore a quella del bosco. Questo è quello che dicono gli studi scientifici, se vogliamo dare ragione, diciamo, a tutte le ricerche su questo argomento. Quindi ecco, i sistemi agroforestali presentano opportunità anche in questo senso, ma perfino per quanto riguarda problemi che caratterizzano il nostro paese. Penso proprio al dissesto idrogeologico. È la presenza dell'uomo, del controllo del territorio che consente di operare quella manutenzione necessaria per poter far sì che certi fenomeni possano poi essere tenuti sotto controllo, e i sistemi agroforestali sono quelli appunto dove l'attività umana, che è caratterizzata da una presenza costante e continua per mantenerli in vita, offre queste possibilità. Quindi ecco, diciamo che a questo, unito all'aspetto sociale, perché qui c'è anche la necessità di ricostruire i rapporti sociali nelle aree rurali che oggi sono stati, diciamo, largamente degradati dai fenomeni di inurbamento che avvengono di nuovo in tutto il mondo e dai fenomeni di abbandono. Quindi ecco, in questo senso trovare occasioni per rivitalizzare questi sistemi risponde anche ad esigenze che hanno come obiettivo quello di ricostruire una società nelle aree rurali che naturalmente hanno bisogno di essere caratterizzate da servizi che consentono alla popolazione di fare questa scelta, ma che rappresenta secondo me un tema ambizioso anche per quanto riguarda l'Europa, se non il mondo intero. Il programma FAO ha questa ambizione. Quindi quali sono poi gli strumenti con cui potremmo operare in questo senso? Beh, intanto, per quelli che come me sono forestali, ricordo a tutti che in Europa la conferenza interministeriale per la protezione delle foreste definì a suo tempo, nel 2003, 3 pilastri principali per quanto riguarda la gestione forestale sostenibile: il pilastro ecologico, il pilastro economico e il pilastro socioculturale. Il che vuol dire che le foreste sono anche il risultato di processi legati alla cultura. Ciascun gruppo culturale nelle varie parti d'Europa e nel mondo ha sviluppato modalità di rapporto con la componente forestale che crea diversità dal punto di vista della struttura, dell'estensione e anche della composizione specifica, con un gradiente appunto che è largamente influenzato dagli aspetti culturali. Quindi se non volessimo concentrarsi sugli aspetti puramente economici o puramente ecologici, ecco, ricordo che questo terzo pilastro esiste. Devo anche dire che è stato poco implementato a livello dei 40 paesi che erano membri della conferenza interministeriale, oggi si chiama Forest Europe, ma se a livello europeo si vuole andare un pochino più decisamente verso un nuovo greening o un nuovo modello di sviluppo, beh, non pensiamo semplicemente alla forestazione in senso tradizionale, perché ricordo a tutti che l'Italia, appunto, che ha più che raddoppiato le foreste, non è sola. È successo in tutto il continente europeo, succede nel Nord America, succede in Giappone, in Corea, in vaste parti della Cina. Quello che è importante invece è riequilibrare le componenti all'interno del paesaggio, anche perché se non produciamo più cibo in territori agricoli, importiamo il cibo da altri luoghi del mondo dove non sappiamo come il cibo viene prodotto, mentre invece pensare a ricomporre questi rapporti vuol dire anche pensare seriamente alla produzione cibo di qualità con una nuova visione che integri questi sistemi, quindi le componenti arboree, le componenti agricole, le componenti pastorali, e direi che la Sardegna da questo punto di vista, e poi la professor Pulina, ha anche dei modelli da offrire, perché all'interno delle varie conferenze sul clima alle quali ho spesso partecipato, poi
al di là delle dichiarazioni, diciamo, generali, poi si cerca dei modelli da applicare. Quali sono i modelli di riferimento? Ecco, questo può essere un modello. L'altro aspetto riguardano programmi come la PAC, Politica Agricola Comunitaria, che rappresenta un banco di prova di tutto quello che ci stiamo dicendo. Verrà veramente presa in considerazione questa alternativa? Ci sarà veramente la possibilità, anche solamente negli schemi ambientali, di proporre i sistemi agrosilvopastorali? Alla COP di Bonn furono presentati come elementi sulle quali c'era un consenso, sia da parte di chi si occupava di cambiamento climatico, sia da parte di chi si occupava di biodiversità, e quindi, diciamo, solo da quel punto di vista lì già potrebbe essere un qualcosa da sostenere. E poi, naturalmente, per gli aspetti economici. Io però, appunto, dato che ho anche partecipato come coordinatore di un gruppo di lavoro al Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale, devo dire che molto c'è da fare per un'effettiva applicazione nella realtà di queste proposte, che richiedono coraggio, naturalmente. Bisogna investire anche come visione, come strategie, come azione, cercando di porre degli obiettivi da poter raggiungere. Questo chiede la nuova PAC anche per quanto riguarda il paesaggio, obiettivi misurabili, ma io penso che ci siano tutte le condizioni. Per quanto riguarda poi altri programmi, ecco, parlavo del GIAS, il GIAS della FAO. Si tratta ormai di 58 aree disposte in tutti i continenti, che offrono molteplici esempi, e anche direi significativo che all'interno della FAO perfino gli Stati Uniti, che per molto tempo hanno opposto questo tipo di visione dell'agricoltura, hanno dato il loro appoggio, ritenendo che esista la necessità di diversificare le varie forme di agricoltura, perché non ci può essere un modello unico che si adatta a tutti i territori, ma vari territori del mondo hanno bisogno di un approccio diverso, e questi sistemi sono sicuramente anche quelli più duttili, proprio perché hanno meno necessità di massimizzare la produzione e ottenere dei risultati economici costanti e continui in ogni condizione, ma si possono adattare ai diversi ambienti e ai diversi poi caratteristiche socio-economiche. In Italia vorrei chiudere, professor Pulina, per mantenermi nei tempi e aiutare il programma a arrivare in fondo. Col il caso dell'Italia, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici nasce proprio per pensare a un modello di sviluppo alternativo, e sono felice di dire che, come tutti gli inizi, siamo andati un po' lenti, diciamo, però dopo ormai 7 anni siamo a più di 23 siti iscritti, 15 che si vogliono iscrivere. Stiamo diventando grandi più o meno come la FAO, come l'UNESCO, anche se l'UNESCO ha altri obiettivi. Qui si parla di valorizzare il rapporto tra comunità rurali, prodotti e paesaggio, ma quello che segnalo è che c'è stata una grande accelerazione nell'ultimo anno e mezzo di siti che si iscrivono, e siccome non c'è un aiuto dello Stato a questo tipo di attività, ma nasce dai territori, ho la sensazione che all'interno dei vari territori, proprio nelle comunità più vicine alle aree rurali, si stia pensando che vale la pena ed è necessario esplorare modelli di sviluppo diversi, in attesa magari che le istituzioni colgano questa occasione e siano effettivamente in grado di appoggiare queste proposte. Con questo, professor Pulina, avrei concluso il mio intervento. Grazie professor Agnoletti, grazie Mauro per la tua sempre puntuale presenza e rapidità e, diciamo, asciuttezza delle informazioni che ci fornisci, e sono veramente rilevanti e importanti per le nostre politiche sia a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale e internazionale. Io ringrazio tutti i relatori della parte istituzionale, non faccio conclusioni, non traggo conclusioni della mattinata, perché ciascuna relazione, diciamo, è autosostenuta da sé. Vedo che si è collegato l'assessore Lampis, che saluto e do il benvenuto alla sessione mattutina, interverrà nella seconda parte che è coordinata dal dottor Mureddu. Prima di chiudere questa parte qui vi è la premiazione della tesi di laurea in scienze forestali
per diciamo, premia la miglior studente, la migliore studentessa dell'anno in questo caso, che si è laureata con lode in scienze e sistemi forestali e ambientali nella sede di Nuoro, e il premio Antonello Mele, che è conferito dal Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna centrale, e la vincitrice è la dottoressa Agata Marruncheddu, che ha presentato una tesi sull'agroforestazione sostenibile, una delle prime tesi sul tema dell'agroforestry, presentata presso la sede di Nuoro. Io faccio alla dottoressa, che vedo collegata, un applauso virtuale da parte di tutta la comunità degli studiosi di scienze forestali, ambientali, di sistemi agrari e di sistemi agricoli e zootecnici per questo obiettivo che ha raggiunto. Ci dice 2 parole velocissime perché siamo in chiusura. Buongiorno a tutti, sono molto onorata e vi ringrazio di cuore per questo importante riconoscimento. Grazie, sono state proprio 2 parole, e il premio poi le verrà fisicamente consegnato dal commissario del consorzio, perciò passi a ritirarlo, mi raccomando, non se ne dimentichi. A questo punto io chiudo questa sessione abbastanza in orario. Passo la parola al dottor Fabrizio Mureddu, che è il commissario del consorzio degli studi della Sardegna centrale, che condurrà la seconda parte. Vi prego di rimanere tutti collegati, perché avremo anche l'intervento della ministra Bellanova più avanti. Saluti a tutti, ringrazio ancora a tutti e buon proseguimento. Saluti a Patrick Worms. Ciao. Buongiorno a tutti. Yes, hello. Sorry about that. My microphone was muted. Buongiorno, sì, grazie. Il mio microfono era in muto, quindi... Pronto? Mi sentite? Yes? Yes, Francesca, I can hear you. Sì, vi sento. Sì, Francesco, ti sentiamo. Voi mi sentite? Chiedo l'aiuto dalla regia. Sì, la sentiamo, dottor. Ah, perfetto, benissimo. Perché non mi rendevo conto se la mia voce vi sentisse. Buongiorno a tutti, benvenuti. Vorrei iniziare con i ringraziamenti innanzitutto a tutti i presenti che hanno aderito alla iniziativa, a chi anche il professor Polina soprattutto in questo periodo ha dato una forte mano, perché il Covid ha falcidiato un po' metà dell'organizzazione a partire dal sottoscritto, che ha ripreso solamente da qualche giorno la sua piena operatività, e poi tutti quelli che si sono collegati, e io in particolare gli ospiti della seconda parte del tavolo che andrò a presiedere, più tutti i nostri ascoltatori. Prima di passare la parola ai testimoni, vorrei spendere alcune parole e alcune riflessioni sul fatto che, avendo vissuto dalla prima edizione l'evolversi dei numerosi programmi sull'anno forestale, tutte le tematiche che sono state intercettate dalle diverse annualità un po' ripercorrono l'evoluzione del tema che oggi andiamo ad affrontare. Ricordiamo che l'anno forestale rappresenta un'importanza prima di tutto per il partenariato, quello che istituisce un partenariato istituzionale con la Regione e anche per l'Agenzia Foresta il corpo da un lato, le istituzioni locali, gli soggetti deputati alla ricerca, il mondo economico con la Camera di Commercio, l'Università di Sassa e il Dipartimento di Agraria. Attorno a questa importanza di collaborazione istituzionale in poi come dire, segna l'approccio che tutti dobbiamo avere rispetto alle tematiche, che sono appunto un approccio che vede
una collaborazione integrata tra tutti i livelli di governo attorno sempre a un filone che è quello, da un lato, della salvaguardia ambientale del patrimonio agroforestale, quindi di tutela della salvaguardia e quindi di merito prima di tutto agli enti che sono preposti a questo ruolo di tutela, ma anche al secondo versante che è sempre presente, che è quello della valorizzazione economica dello stesso patrimonio. Ovviamente due approcci che non possono essere disgiunti, non è possibile valorizzare un patrimonio senza tutelarlo e non è possibile, non ha senso la tutela se non in un'ottica di valorizzazione. I vari temi, dalla tecnologia del legno al turismo, alle politiche agroforestali, hanno un po' segnato questo filone di pensiero che sempre più si sta affermando, tanto in cui tanti abbiamo creduto, tanto da essere appunto al centro di attenzione e di riflessione anche di natura europea, come ben dimostrano non solo la cerimonia di oggi, ma anche le 4 sessioni internazionali che seguiranno nei successivi giorni. Come consorzio universitario e come enti partner del consorzio, che sono il Comune della provincia di Nuoro, la testimonianza di credere in questa iniziativa è data dal fatto che abbiamo negli ultimi 4 anni progettato la costituzione di un centro di studi, appunto il progetto Restart, che è finanziato con fondi della programmazione territoriale, quindi io vorrei dare un grande merito alla provincia e al comune di Nuoro, che hanno ritenuto di fare un investimento di oltre 5 milioni di euro in diversi anni, tutto improntato sul tema della ricerca dei giovani e dei trasferimenti delle competenze, quasi come a dire che il fondamento di uno sviluppo economico del territorio non possa che passare attraverso un'economia della conoscenza. Quindi sono i territori che hanno scelto di destinare delle somme destinate appunto al territorio, alla programmazione territoriale, ma per dare una grande centralità al ruolo della conoscenza e soprattutto dei giovani. Infatti il programma prevede il reclutamento di 15 ricercatori sia sui temi dell'agroforestry che anche su quello ad essi collegate, della sentieristica, della valorizzazione del territorio. È un grosso investimento in laboratori scientifici. Sul punto è d'obbligo ringraziare anche la Regione Sardegna che è stata appunto che ha destinato le somme al programma territoriale di sviluppo, che poi non è più territoriale, essendo appunto in materia di ricerca, e anche agli enti partner, soprattutto all'Agenzia Forestas, che è partner non solo storico di supporto ai corsi di laurea in scienze forestali e ambientali, ma sarà un partner di promotore in questa azione di promozione del centro di ricerca Restart, che ha una linea, ecco, mi ho dimenticato di dirlo all'inizio, appositamente intitolata Agroforestry. Quindi questa allusione, questa parola, questo richiamo, questo concetto è presente già dal 2008 nei documenti fondativi del centro Restart. Quindi per noi è un orgoglio essere un po' i precursori, ma non da soli, ma assieme a tutti i partner che ho prima richiamati in questa iniziativa che sta proprio muovendo i passi concreti proprio in questi giorni e si svilupperà nel prossimo quinquennio. Terminata la mia breve introduzione, vorrei ricordare che ora si terrà una piccola sessione istituzionale e che si concluderà con la proclamazione dell'anno forestale a cura, come da tradizione, a cura dell'assessore all'ambiente della Regione Sardegna, Gianni Lapis. Quindi inizierei dal primo, che è Patrick Worms, che è il presidente appunto della Federazione Europea a cui aderiamo, tutti noi aderiamo a diverso titolo, che è già stato a Nuoro l'anno scorso e lo sarà di nuovo, dico in presenza, anche a maggio prossimo, data di celebrazione della 5ª conferenza europea di EURAF. Quindi
Prego Presidente, prego Patrick, benvenuto anzitutto, ti cedo la parola per il tuo intervento. Thank you very much, Fabrizio. I must say it was an absolute... Grazie mille Fabrizio, è stato un piacere enorme. Grande piacere. It was an absolute pleasure to discover your lovely town. Sono molto lieto di poter partecipare a questo evento organizzato dalla vostra bellissima isola e mi dispiace non essere presente, ma penso che possiamo dire tutti che speriamo caldamente che entro maggio dell'anno prossimo sia possibile effettuare il convegno in presenza e godere della vostra ospitalità. Io avevo capito che avrei dovuto fare una presentazione dopo quella della dottoressa Camilli, forse ho capito male? Hello? Mi sentite? Sì. Yes. My question is whether I'm supposed to give my presentation now or wait. Quindi io pensavo che avrei dovuto fare la presentazione dopo quella di Francesca Camilli, invece devo andare avanti adesso? Faccio la presentazione ora? No, io in ordine ho prima Patrick Walls e poi la Francesca, ma è uguale. Okay. All right, it is absolutely the same. Sì, Right, la stessa cosa, non c'è problema. Adesso quindi condividerò il mio schermo. Mi potete vedere? Vedete lo schermo? Sì, sì. Perfetto. Abbiamo già avuto un'ottima introduzione sui temi fondamentali per l'agroforestazione da parte del professor Mele, però vi vorrei dare un quadro di quello che cerchiamo di fare. La prima cosa da capire è che noi stiamo modificando il clima del pianeta da lungo tempo. Abbiamo incominciato già nel periodo agricolo da tanti anni, cioè molto prima anche dell'epoca industriale, e negli ultimi anni c'è stato un aumento molto rapido, molto forte dei cambiamenti climatici dovuti alle emissioni in atmosfera. Però anche prima dell'epoca industriale avevamo incominciato a alterare il clima del mondo. Chiaramente attualmente le trasformazioni sono molto più rapide perché c'è stato un massiccio aumento delle emissioni. E dagli anni 90 in poi c'è stato un aumento, però ancora più rapido, però abbiamo un obiettivo, come vedete qui, della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga un'interferenza antropogenica pericolosa con il sistema climatico. Vedete qui un grafico appunto dei gas a effetto serra a lunga permanenza nell'atmosfera. Qui vediamo le tendenze di emissioni di CO2 divise per paese e vediamo che l'aumento di emissioni di biossido di carbonio da parte dei vari paesi, vediamo che chiaramente le emissioni sono principalmente da parte dei paesi sviluppati. Ma adesso anche i paesi in via di sviluppo stanno aumentando fortemente le loro emissioni di CO2.
E quindi vediamo che l'aumento sta diventando generalizzato. Qui vediamo che non siamo assolutamente in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Vediamo che potremmo avere una serie di problemi enormi dovuti proprio all'aumento costante delle emissioni. E possiamo avere anche un collasso dei ghiacciai nell'Antartide. E potremmo avere una catastrofe a seconda di vari scenari futuri. Vediamo qui in un confronto tra gli impatti della crisi causata dal Covid-19 con la crisi cambiata dai cambiamenti climatici. Vediamo, ci sono vediamo già oggi gli effetti dei cambiamenti climatici, vediamo anche come c'è il tempo ancora di intervenire, quindi la crisi può essere in qualche modo ridotta, però vediamo che c'è una scala temporale diversa, quella del Covid è dei mesi o anni, mentre quella dei cambiamenti climatici è di anni o decenni. Quindi in qualche modo c'è una scala temporale più ampia, più estesa, però vediamo che non c'è una sola soluzione possibile per i cambiamenti climatici. Abbiamo delle opere anche di fantasia, di romanzi che ci parlano un po' di quelli possono essere gli scenari futuri. E perché vediamo sempre di più questo tipo di produzioni, di libri, di testi? Proprio perché diventa sempre più imminente, sempre più probabile un futuro caratterizzato dai cambiamenti climatici. Abbiamo sentito parlare oggi anche dell'impatto notevole degli incendi forestali e di come questi possano portare a un aumento dei cambiamenti climatici a causa appunto delle emissioni di ceneri e di carboni, di carbonica dell'atmosfera. E per quanto vediamo che attualmente l'agricoltura dà un contributo anche alle emissioni. Quindi vediamo qui la divisione appunto delle varie attività umane in termini di contributo alle emissioni globali. E quindi ci sono tutta una serie di attività anche in campo agricolo e forestale che contribuiscono alle emissioni. Quindi abbiamo una serie di possibili soluzioni per quanto riguarda le attività umane, come possiamo agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Qui vediamo appunto il possibile contributo di tutte queste attività. Quindi possiamo vedere quindi l'importanza di attività agricole e di afforestazione, quindi tutta una serie di attività agroforestali che possono contribuire a risolvere la problematica. E parliamo in particolare dell'agricoltura rigenerativa, che può essere un fattore importante. Quindi l'obiettivo deve essere di lasciare il terreno in condizioni migliori dopo che abbiamo raccolto appunto la produzione, piuttosto che prima.
Qui vediamo appunto esempi di attività silvopastorale, quindi combinare le superfici arboree con attività di allevamento, quindi di pascolo. Qui vediamo anche una tipologia invece di combinazione silvo-arabile, cioè di terreni in cui combiniamo la presenza di alberi con la presenza di campi coltivati con colture annuali. Qui vediamo policulture, cioè una combinazione di diversi tipi di specie arboree con anche diverse tipologie di raccolti e a volte anche una combinazione di animali di allevamento. E quindi vediamo alcuni esempi di queste attività anche degli Stati Uniti. Sono state effettuate, diciamo, sperimentazioni di questo genere. Qui vediamo un altro esempio, qui parliamo di praterie, di cosiddette grasslands, quindi superfici con coperture erbacee, e qui si può riprodurre l'impatto sul territorio del rapporto predatore-preda. Questi sono, vedete dalla mappa, appunto l'estensione di questi territori. Si tratta di aree chiaramente molto diversificate in quanto a caratteristiche ambientali. Per quanto riguarda appunto il rapporto tra il carbonio, tra la freddità dei terreni e il clima, vediamo che ci sono diciamo delle rese molto migliori, non tanto con la monocultura quanto con delle policulture. Qui vediamo che nelle praterie naturali le radici più profonde delle piante agiscono come pompa di carbonio molto efficace, cioè hanno uno scambio di zuccheri fotosintetici con i micronutrienti e il microbioma del suolo. Quindi con diciamo, il pascolo alcune delle radici muoiono lasciando il loro carbonio nel suolo, e poi quando le piante si rigenerano le radici ricrescono e il ciclo si ripete. Quindi vediamo che è molto più efficace questo tipo di gestione del pascolo naturale rispetto ai, diciamo, ai pascoli artificiali. Ma non abbiamo, possiamo avere delle combinazioni appunto di tutte queste varie tecniche, e l'importante è avere proprio una diciamo una combinazione di tutte queste varie opzioni. Qui vediamo l'interesse appunto delle opzioni di risposta basate sulla gestione dei terreni. Quindi vediamo che l'agroforestazione e una gestione migliorata dei pascoli possono dare dei risultati ottimali con costi molto bassi. Qui parliamo adesso del potenziale di mitigazione a livello europeo. Qui vediamo delle cifre che stimano le aree potenziali di agroforestazione sui terreni agricoli e sui pascoli. E qui vediamo una differenza tra diciamo una situazione in cui le radici sono prossime alla superficie del terreno sulla sinistra, mentre una combinazione tra una specie di albero e il grano con le superfici più in profondità, e vediamo che con l'agroforestazione abbiamo una maggiore densità delle radici, dell'apparato radicale.
perché la maggior parte, oggi come oggi, la profondità dell'apparato radicale tende ad essere limitata, mentre invece con l'agroforestazione abbiamo una situazione di maggiore penetrazione delle radici. E quindi questa soluzione dell'agroforestazione sembra essere molto più efficace. E quindi anche per la cattura del CO2. Qui vediamo, questi sono proprio degli studi che fanno vedere la profondità, per misurare anche la profondità dell'apparato radicale. Qui vediamo delle... Qui abbiamo le variabili biofisiche estratte dai plot del 2018. Vediamo che c'è un aumento della frazione organica del carbonio nel suolo con l'aumento della copertura vegetale frazionale. Mentre invece abbiamo la presenza del carbonio organico nel suolo che diminuisce con l'aumentare dell'erosione del suolo. Qui vediamo una in termini di riduzione di equivalente del CO2 nell'atmosfera in gigaton. Sono solo 3 o 4 tra le soluzioni principali. Le cose che ci interessano è la metà, oltre la metà delle soluzioni, e quindi se adattiamo questi numeri e prendiamo le medie, prendiamo le medie appunto con margine di errore, ma se immaginiamo che il mondo riesca a capire, i regolatori, gli investitori riescono a capire questo, spostano appunto la gestione delle terre agricole in questa direzione e riusciamo ad avere una riduzione incredibile di sequestro del carbonio nel suolo. E quindi un potenziale incredibile. Meno male si sta spargendo, anche se è difficile farlo dal punto di vista delle politiche nel mondo, ma si sta diffondendo. La maggior parte il 30% delle terre, 43% oltre il 10% di copertura arborea, e quindi stiamo iniziando a capirla molto lentamente. Questo libro in particolare è un libro fantastico, è un'enciclopedia di come utilizzare l'agroforestazione, il multicoltivazione per produrre cibo e sequestrare il carbonio. Ovviamente non devo dirvi che è adatto anche che è buono per l'adattamento. Questo tipo di paesaggio brucia, questo no. Questo viene distrutto dalle tempeste, questo no. Ci sono paesaggi con grande erosione e alcuni invece no. Sappiamo tutte queste cose, sappiamo oggi anche che la media copertura arborea è la copertura migliore per ricaricare le risorse d'acqua nella maggior parte delle aree del mondo. Quindi le evidenze ci sono e sono straordinarie e provengono da tutte le aree del mondo, ma il futuro dovrebbe avere questo aspetto e tuttavia ci troviamo davanti a un problema.
perché il mondo sembra sempre di più come questo? Questo, se il futuro dovrebbe essere quell'altro, innanzitutto in Europa il lavoro è molto costoso, quindi investire in macchinari costa meno che investire nelle risorse. In secondo luogo, non sottostimare il potere dell'industria di input che impone questo corso, quindi la narrativa di nutrire il mondo. Avremo così tante persone nel mondo fra 20 anni e quindi dobbiamo trovare le risorse, quindi dobbiamo aumentare la produzione di calorie, quindi creare nuovi semi e nuove specie di allevamento. Quindi trovare nuove forme di agricoltura efficienti e lo possiamo fare attraverso i sussidi. Però dobbiamo chiedere loro di non intervenire, dobbiamo cercare di non intervenire troppo. Quindi dovremmo cercare appunto di produrre cibi di migliore qualità e di tenere fuori queste aziende che investono molto nella ricerca e nello sviluppo e che quindi sollevano la questione. Molti politici non sono esperti, quindi è facile essere convinti da questo argomento, non perché l'argomento sia giusto, ma perché è quello che si sente più spesso nella pubblicità. Dicono che ci sono 3 cose che sono più importanti: ripetizione, ripetizione e ripetizione, e questo, soprattutto questo discorso è ripetuto alla nausea ed è il motivo per cui influenza la politica così tanto. E poi c'è qualcosa che noi teniamo molto a cuore. Questa è un'immagine di una strada di Birmingham, nel nord dell'Inghilterra, e l'immagine è stata fatta nel 1930, poi quella nel 1950. Quello che è successo è stato che si è creduto di dover segregare. Qui tutto era mischiato, c'erano negozi, case, ristoranti, vita sociali, fabbriche, tutto insieme. Qui invece c'è un centro commerciale che è collegato alle fabbriche e agli uffici, da autostrade e così via. Quindi l'idea di segregazione è quella che ha infettato l'agricoltura. All'inizio della mia carriera ho preso questo poster dell'era sovietica progettato per mostrare al mondo che l'agricoltura sovietica era molto migliore di quella capitalista. Non vedete una pianta o un animale, ma vedete una fabbrica, o probabilmente una fabbrica di fertilizzanti e una linea di trattori. E questo ci colpisce ancora. Ed ecco perché è più facile capire per noi la produzione piuttosto che una confusione rappresentata da una produzione di alberi, animali e prati insieme. Quindi input, pesticidi, fertilizzanti, macchinari, diesel sono il centro della nostra attenzione, ma ci siamo dimenticati dei sistemi agricoli dei nostri padri che hanno creato nel tempo e adattato nel giro di millenni. E questo ha ovviamente delle conseguenze. Se avete un'azienda agricola, Monsanto, Syngenta o uno di questi, riuscite a produrre, ma questo è un oligopolio. Queste aziende hanno diviso il mondo dell'agricoltura tra di loro, generando un massiccio flusso di cassa. Quindi se siete agricoltori dovete scoprire chi è un consulente affidabile ed è difficile. In secondo luogo, avete bisogno di pagare grandi quantità di denari
circa 3-4 mila euro per configurare, diciamo, impostare il vostro sistema. Le aziende di input fanno soldi in continuazione e sembrano poco care, mentre noi sembriamo invece molto cari perché abbiamo difficoltà a influenzare il processo politico e questo si incastra con altre questioni. Siamo animali e i nostri cervelli sono piccoli rispetto alla complessità del mondo, quindi dividiamo il mondo in caselle, quindi abbiamo ministri delle varie discipline, ma nel mondo tutto è mischiato, quindi acqua, gas, geni, e tutte queste unità sono interconnesse. E potete vedere, quando si vede la PAC, questo mostra quanto sia complicata la PAC e quanto sia difficile capire quello che si può fare e quanto si riceve o quanto si perde. Quindi non sorprende che molti agricoltori stiano lontano da questo sistema, perché è un sistema molto complicato, come abbiamo visto nella discussione nel Parlamento. L'agrobusiness crea influenza attraverso il discorso. Le politiche sono state rifiutate se guardate i dettagli degli argomenti, non sono molto intelligenti, ma sono stati respinti a causa dell'influenza di quelli che riescono ad avere grandi profitti dal sistema agricolo attuale. Quindi via via che cerchiamo di capire come poter utilizzare il framework della nuova PAC per incoraggiare gli agricoltori ad adattare questi sistemi più adattativi e più resilienti, migliori per il clima e per la biodiversità, vorrei lasciarvi con un'immagine. Forse siete rimasti confusi da quello che ho detto prima per la difficoltà nella traduzione tra l'inglese e l'italiano, ma spero di avervi lasciato l'impressione che queste sono cose buone da fare. Tutto deve essere adattato al contesto, ovviamente. Ci sono differenze tra i vari paesaggi, Nigeria, Sardegna, ma il Niger e la Sardegna hanno delle cose importanti e dipende dalle specie chiave che lo devono far funzionare, che sono le stesse e che è sempre la stessa e che siamo noi. Grazie mille. Grazie Patrick per l'intervento, per il contributo sia scientifico ma anche assiologico di valori che ogni volta trasmetti. Passerei la parola a Francesca Camilli del CNR, la delegata EURAF per l'Italia, alla quale facciamo le congratulazioni perché è stata recentemente eletta come vicepresidente di EURAF, quindi l'Italia ha espresso anche la vicepresidenza in seno a questa organizzazione. Quindi congratulazioni e ti cedo la parola, Francesca. Grazie Fabrizio, io farò un saluto in italiano e poi passerò all'inglese. Niente, io volevo ringraziare prima di tutto gli organizzatori locali. Inizio dal professor Pullina, che è stato la persona attraverso la quale è stato possibile iniziare questo percorso di collaborazione fra EURAF e la Sardegna, ma vorrei veramente ringraziare te prima di tutto come capo dell'organizzazione locale per l'entusiasmo che hai messo in questa avventura, e anche devo dire Barbara Argiolas e la collega Graziella Trudu, perché hanno fatto veramente un lavoro molto di grande livello e di alta professionalità. Vorrei anche ringraziare i colleghi che mi stanno accompagnando in questo lavoro, che sono i colleghi del comitato organizzativo e del comitato scientifico che ha fatto un grandissimo
lavoro e tuttora lo sta facendo, e cito solo lei, insomma, che è a capo del comitato scientifico, la professoressa Spano, e appunto le colleghe del comitato organizzativo, in particolare Giustina Mazzalira, Pierluigi Paris, Andrea Pisanelli, che in particolare hanno collaborato all'organizzazione di questo evento online. Non ultimi, naturalmente, tutti i colleghi di EURAF e in particolare Patrick Worms, che lo avete appena sentito, insomma, ha mostrato tutto l'entusiasmo e il supporto nell'organizzazione di questo evento, insieme a Jerry Lawson e anche a Rico Hübner, devo ringraziare, nonché a tutti gli altri colleghi che stanno collaborando attivamente e ci stanno sostenendo in questo percorso. A questo punto passerei all'inglese, mi è stato detto di passare all'inglese, so I would like just to say a few words. Vorrei dire alcune parole sull'EURAF. EURAF è una federazione di 21 paesi europei, di associazioni agroforestali nazionali di 21 paesi effettivamente, ed è composta da un comitato esecutivo formato come un board esecutivo composto da delegati nazionali e sottodelegati. Il delegato italiano Alberto Mantino grazie a seguito dell'elezione. EURAF raccoglie oltre 500 membri, siamo molto contenti di questo perché questo numero è cresciuto negli ultimi 2 anni e speriamo che continui a crescere nel tempo. Stamattina l'agroforestazione è stata illustrata, stiamo in Sardegna, quindi i sistemi agrosilvopastorali e silvopastorali sono stati quelli più citati, ma l'agroforestazione è qualcosa che può applicarsi a tutti i sistemi agricoli dell'Europa. È importante non solo per le questioni produttive, non solo per le questioni economiche, ma anche per il paesaggio, e sono contenta specialmente della presentazione di professor Agnoletti prima, perché i paesaggi europei possono vantaggiarsi dai sistemi agroforestali. Quindi, tornando alla EURAF, qual è la sua missione? È la diffusione dell'importanza dell'agroforestazione. L'EURAF vuole promuovere le pratiche e i sistemi agroforestali in Europa, ma la sua missione è quella di promuovere anche la ricerca, che è la base dell'agroforestazione. I risultati della ricerca è quella di essere trasmesse, quindi una delle mission è anche quella di trasmettere le conoscenze agli agricoltori, agli assistenti tecnici e oltre a cercare di promuovere un dialogo con i politici e con i decisori politici, che è qualcosa che vogliamo fare durante la conferenza nei prossimi giorni. Quindi, quali sono gli strumenti per la promozione dell'agroforestazione? Sono molti questi strumenti promossi dall'EURAF negli anni, ma uno di questi strumenti sono le conferenze, perché le conferenze sono l'occasione in cui le persone si incontrano, i tecnologi, i ricercatori, gli agricoltori, e in cui ci si incontra e si scambiano le conoscenze, si creano dei discorsi e si può aumentare la conoscenza dell'agroforestazione. Nel 2018, 2 anni e mezzo fa, l'Italia si è candidata a ospitare la conferenza dell'agroforestazione in Sardegna, a Nuoro, e abbiamo quindi iniziato questa avventura, come già detto prima. Questa conferenza si sarebbe dovuta tenere lo scorso maggio ed è stata posposta 2 volte a causa della pandemia da Covid-19. E purtroppo questo è stato una sorta di terremoto per noi, ma anche per gli organizzatori di EURAF 2020. È stato un terremoto, ma non abbiamo mollato la presa, e quindi dovremo cercare di continuare a organizzare queste conferenze, si spera in presenza, ma nel frattempo abbiamo pensato che fosse importante mantenere le relazioni con tutti
tutte quelle persone che ci avevano già contattato e avevano espresso l'intenzione di il desiderio di venire in Sardegna. Quindi abbiamo deciso di organizzare un evento online, quello che avremo e che terremo nei prossimi 2 giorni. Quindi abbiamo deciso anche di dedicare questo evento alla politica dell'agroforestazione e della nuova PAC. Ovviamente non è una casualità, perché il 2020 è un anno importante per la PAC e per le nuove politiche verdi dell'Unione Europea, e quindi volevamo cercare di creare un'occasione in cui tutte queste persone di cui ho parlato prima potessero confrontarsi sulle questioni relative all'agroforestazione in Europa, ovviamente, perché l'EURAF è una federazione europea, ma non solo entro i confini europei. Quindi durante questo evento avremo anche 2 testimonianze da 2 paesi non europei, quindi dagli Stati Uniti e l'India. Volevamo confrontarci quindi anche con altri paesi perché l'abbiamo ritenuto importante. Vorrei sottolineare anche il fatto che apriamo questa discussione sulle politiche e l'agroforestazione dall'Italia. Siamo molto contenti di questo, perché in qualche modo siamo al centro dell'attenzione, ma siamo contenti non solo perché siamo organizzatori di EURAF 2020, ma anche perché vogliamo lanciare un appello molto sentito e un messaggio dal Mediterraneo, che non è un messaggio solo per il Mediterraneo e l'Europa, scusate, per l'Italia, ma è per tutta l'Europa. Vogliamo lanciare questo messaggio per la crisi climatica. Patrick si è incentrato nella sua presentazione su questo modo, in maniera anche lui molto sentita, ed è dalle regioni d'Europa che inizieremo domani a parlare delle politiche di agroforestazione. Inizieremo quindi questo viaggio attraverso le regioni d'Europa per capire perché le politiche agroforestali siano state così di successo in alcuni casi e perché non lo siano state in altri casi. Quindi cercheremo di capirne i motivi, cercheremo di capire quali possono essere i suggerimenti di miglioramenti per le politiche di agroforestazione. Questo avverrà domani, mentre dopodomani il dibattito si sposterà ai rappresentanti di varie associazioni e istituzioni europee, per esempio DG Agri, DG Clima e DG Ambiente. E nell'ultima sessione avremo una tavola rotonda per discutere con altre parti in causa. Quindi l'incontro che avremo con altri giovani ricercatori, quindi abbiamo chiesto a 3 giovani ricercatori di fare un riepilogo di quello che verrà detto nel corso dei 3 giorni e anche indicare le linee guida, diciamo, per il futuro delle politiche agroforestali, linee guida che possono essere evidenziate, ma quindi tutte le idee che sono venute fuori da questi giorni, quindi alla fine siamo contenti e speriamo di dirci un arrivederci a Nuoro dal 17 al 19 maggio del 2021. Grazie mille. Sì, io ho finito. Grazie Francesca. A voi. Grazie mille per l'intervento. Ora ho 2 comunicazioni di servizio. La prima è che l'assessore Murgia ha problemi di collegamento informatico, okay, e pertanto si ricollegherà nella giornata del 18, quando ci sarà la 4ª sessione. Invece, con dispiacere, è arrivata la comunicazione dal Ministero, dal dottor Cosimo Durante, che ci comunica che il Ministro è stata convocata d'urgenza dal Presidente Conte per una riunione per il Consiglio dei Ministri politico.
e pertanto non potrà essere con noi e che ci invece rimanda la sua presenza a maggio del 2021, nella quale vorrà essere presente qua a Nuoro. Pertanto, stando così le cose, io mi accingo a dare la parola all'assessore Lampis, che immagino farà un intervento di chiusura, al termine del quale poi gli ridarò la parola per fare la proclamazione di inaugurazione dell'anno forestale. Quindi ci stiamo accingendo alla fine. Chiedo alla regia se l'assessore è già, eccolo, lo vedo già in fondo. Buongiorno assessore di nuovo. Buongiorno a tutti voi. Ecco, quindi le darei la parola per il suo intervento e poi me la restituisce, la reintroduco proprio per la battuta finale, per la proclamazione. Prego assessore, grazie di essere venuto, la do la parola. Grazie a voi tutti, grazie per l'invito cortese che anche quest'anno avete voluto riservare alla Regione, alla Giunta regionale. Naturalmente in principio mi corre l'obbligo di portarvi i saluti del Presidente Cristian Solinas, che anche lui avrebbe voluto oggi partecipare di persona, ma penso vi sia noto come questo sia un periodo in cui soprattutto i presidenti di regione sono fortemente impegnati nel mantenimento di quella che è un'architettura istituzionale tutta impegnata nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. Quindi da una parte naturalmente le strutture statali, d'altra parte non meno importante è il lavoro che quotidianamente viene svolto dalle regioni. Anche perché con le strutture di protezione civile, con le strutture sanitarie sono in campo con uomini, mezzi e quanto tutto possibile stiamo mettendo a disposizione per consentire la sicurezza, la salute delle persone. Grazie perché anche quest'anno il Consorzio Universitario di Nuoro ha ritenuto di dover mantenere una tradizione, che è quella di ricordarci come, soprattutto in una terra come la nostra, in un'isola come la nostra, il patrimonio forestale rappresenti veramente una direttiva di sviluppo che abbiamo il dovere di perseguire nel momento in cui ci stiamo rendendo conto che le politiche ambientali sono sempre più rappresentative di quelle che sono le esigenze di un mondo che sta cambiando. Saluto tutti coloro che sono intervenuti prima di me, le strutture regionali di riferimento che quotidianamente collaborano con il mio assessorato, quindi il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. Ho sentito il comandante Antonio Casula, l'agenzia Forestas, il dottor Mele, il commissario dottor Caria, con poi le persone che insieme a lui hanno seguito questo intervento. Saluto l'Università di Sassari, i suoi professori e tutti gli altri docenti universitari che oggi hanno voluto portare il loro prezioso contributo a dimostrazione del fatto che su questi temi il Consorzio Universitario di Nuoro sta ed è riuscito a fare squadra, a portare anche strutture non prettamente regionali all'interno di un grande lavoro che è solo rimandato. Qualcuno prima di me ricordava quella che doveva essere il nostro appuntamento di maggio di quest'anno. Mi piace pensare che quell'evento sia solo rimandato perché la nostra terra, la città di Nuoro, abbia tutte le opportunità, tutte le caratteristiche per poter ospitare quel tipo di evento e soprattutto per poter far parlare di sé su ambito nazionale. Dico questo perché, come spesso ho ripetuto, qualcuno l'ha sentito sicuramente più di una volta, noi vogliamo ambire come regione ad rappresentare quell'isola verde del Mediterraneo dove l'ambiente, le politiche ambientali rappresentano per eccellenza quel segmento economico che possono trainare la fase della ripresa che prima o poi ci dovrà essere, perché è chiaro che la situazione attuale è una situazione di mantenimento e contenimento di un sistema che è fortemente turbato dalla pandemia internazionale. Ma questo non può pregiudicare quella che deve essere la visione che insieme, tutti insieme, possiamo delineare sin da ora per affrontare al meglio il momento in cui tutto questo potrà dirsi concluso e si potrà riniziare a fare i convegni in presenza, si potrà riniziare una vita di relazioni umane dove
questo consentirà, come dicevo prima, anche la ripresa del segmento economico della nostra isola. Anche quest'anno i temi dell'agroforestazione rappresentano, durante questo dibattito, un momento di riflessione anche sulla situazione attuale della Sardegna, un'isola dove il fenomeno dello spopolamento purtroppo rappresenta da anni uno dei più grandi handicap della tenuta del patrimonio rurale e del patrimonio forestale. Permettetemi di dire che da parte mia, ma certo di interpretare anche il sentimento della giunta regionale, ma anche di tutta la politica regionale, non ci si può e non ci si deve rassegnare rispetto ad un'esigenza che sembra ormai, diciamo così, condizionare la vita delle persone, cioè quella di doversi per forza di dover trasferire il centro dei propri interessi familiari e lavorativi all'interno delle grandi aree urbanizzate. È chiaro che nel nostro caso parliamo dell'Interland della città di Cagliari piuttosto che quello della città di Sassari, poi è chiaro che abbiamo altri centri importanti che sono quelli di Oristano, Nuoro, Olbia. Questo cosa significa? Che la politica ha il dovere di capire quali possono essere le iniziative da mettere in campo perché le nostre aree interne, quella maggior parte di comuni dei 377 totali di cui questa isola è composta, possano continuare ad avere una vita nel momento in cui lo Stato, le istituzioni purtroppo tendono ad arretrare rispetto a quelle che sono le responsabilità e i presidi che fino ad ora abbiamo visto essere presenti all'interno di questi piccoli centri dei tanti paesi della Sardegna. Ecco, oggi il consumo del suolo è certamente uno dei temi su cui abbiamo il dovere di capire, su cui abbiamo il dovere di riflettere, perché constatiamo anche dal punto di vista urbanistico, sia nei paesi che nell'Interland delle aree fortemente antropizzate, un aumento, insomma, espansivo dell'urbanizzazione a fronte di un decadimento di quelli che sono invece i centri storici. Questo cosa significa? Che da una parte le aree urbanizzate si espandono sottraendo suolo e aree rurali, lasciando però problemi anche di sicurezza all'interno dei propri centri storici, d'altra parte dalle campagne, dalle zone rurali la gente si sposta perché ritiene di non poter più trovare sostentamento per se stessa e per le proprie famiglie. Ecco, occorre sfatare anche un altro tipo di mito, e cioè che l'agricoltura sia in perenne conflitto con quelle che sono le attività agricole e zootecniche. E l'agroforestazione può rappresentare invece lo strumento migliore di equilibrio per capire anche al nostro importantissimo settore produttivo della pastorizia e dell'allevamento che può esserci una convivenza, può esserci il modo in cui tutte e due le attività possono rappresentare linee parallele di sviluppo che possono anche incontrarsi per garantire fonte di reddito per chi decide di intraprendere questo tipo di attività. Ecco, noi siamo impegnati anche come Regione Sardegna ad affrontare questo tipo di problematica. Lo abbiamo fatto nella redazione della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che nella sua prima stesura, come penso vi sia noto, ha attivato, diciamo così, riflessioni su quelli che sono i temi dell'agricoltura, della forestazione per l'appunto, e terzo, ma non ultimo per importanza, quello del rischio idrogeologico connesso proprio alla manutenzione del territorio. La manutenzione del territorio, come è stato detto in tanti interventi che si sono succeduti, non può prescindere anche dai presidi di sicurezza che tendono anche a salvaguardare il patrimonio forestale. Usciamo da una stagione degli incendi importanti. Qualche giorno fa abbiamo fatto il bilancio insieme alle strutture regionali che partecipano attivamente con donne e uomini impegnate quotidianamente per la difesa di questo patrimonio. Abbiamo fatto il bilancio per capire com'è il trend anche rispetto agli ultimi 10 anni. E naturalmente i dati positivi che per il secondo anno consecutivo registriamo, l'ho detto in conferenza stampa, non possono essere un punto di arrivo. Devono essere sempre un punto di nuovo inizio per migliorare, per efficientare, per consentire anche alle comunità che sono insediate in Sardegna
che venga diffusa quella sensibilità necessaria affinché le buone pratiche di conservazione e manutenzione del territorio siano priorità politica per tutti i livelli istituzionali. La strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici ha quindi individuato anche nei settori della forestazione e dell'agricoltura responsabilità che derivano da una gestione sostenibile e accurata di questi temi. Quindi partire dal coinvolgimento, dicevo, delle istituzioni locali, ma anche e soprattutto degli operatori del settore. È chiaro che l'Agenzia regionale Forestas da questo punto di vista rappresenta esempio per eccellenza di come anche le istituzioni, in questo caso la Regione Sardegna, abbiano a cuore la manutenzione del patrimonio forestale. Lo scorso anno, in occasione di questo stesso convegno, si parlava di oltre 1 milione di ettari di foreste presenti in Sardegna. E tanti di questi sono gestiti oggi dall'Agenzia Forestas, che naturalmente soffre quello che tante strutture regionali soffrono da diverso tempo. Quindi da una parte la carenza del personale, da una parte un personale che ha sempre un'età sempre più avanzata, ma d'altra parte comunque riesce ancora con tanti sforzi a garantire quella che deve essere una gestione sostenibile di questo territorio. Questa gestione consente di metterlo in sicurezza, ma soprattutto in piena attuazione della legge regionale 8 del 2016 che istituisce l'Agenzia. Questo tipo di attività potrà rappresentare in futuro modello di sviluppo per eccellenza nei temi dell'agroforestazione. Si parlava prima anche della filiera del legno. Questo è uno dei grandi temi, delle grandi sfide che come istituzioni pubbliche e regionali intendiamo anche perseguire, perché questo significa creare anche all'interno della nostra isola un circuito economico che può portare dalla materia prima al prodotto finito. E per la nostra terra questo è importantissimo, perché fare impresa da noi non è semplice, e questo penso vi sia noto. Tante imprese, tante aziende che sono insediate nel resto del territorio nazionale hanno l'Europa davanti, hanno il mercato internazionale davanti. Le nostre imprese, le nostre strutture produttive invece hanno il mare davanti. E ancora oggi i temi dell'insularità purtroppo rappresentano un handicap rispetto all'affermazione di realtà economiche importanti. Quindi lo sforzo che può fare l'istituzione pubblica, anche regionale, è fortemente motivante da questo punto di vista, anche rispetto ad opportunità che poi possono essere trasferite ai singoli soggetti privati. Ecco, la pianificazione quindi territoriale, i presidi di sicurezza possono garantire una gestione responsabile del patrimonio ambientale. Ed è quello che, come dicevo, intendiamo fare, ma che oggi più che mai ha bisogno della collaborazione e della condivisione da parte di tutti coloro i quali hanno responsabilità istituzionali da una parte, ma soprattutto hanno la capacità, il coraggio di scommetterci. In questo caso mi riferisco in particolar modo all'iniziativa privata. Ecco, anche sui temi della ripresa, in questi giorni, proprio in questi giorni, le strutture regionali che ho poc'anzi citato, in particolar modo l'Agenzia Forestas, hanno presentato, ma anche la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, hanno predisposto delle schede progetto che abbiamo portato all'attenzione del governo nazionale a valere sul piano nazionale sulla ripresa e resilienza. Proprio perché già da oggi stiamo provando a capire quali potranno essere i progetti, la progettualità che ci potrà accompagnare nella fase della ripresa post-Covid. Quindi aumentare il patrimonio boschivo presente in Sardegna, gestirlo in maniera efficace, accompagnare la gestione da parte dei privati, perché troppo spesso, ricordo questo di averlo detto anche lo scorso anno, troppo spesso i privati che hanno proprietà forestali non gestiscono queste proprietà in maniera consapevole. E nel momento in cui questa consapevolezza viene a mancare, si stanno mettendo purtroppo i presupposti per creare danni a quel sistema, perché quando un bosco, una foresta è gestita bene anche durante un incendio, che purtroppo sappiamo che in Sardegna rappresentano una piaga atavica, una manutenzione può comunque mitigare i danni che possono verificarsi. Quindi questo è anche un tema di sensibilizzazione che la Regione con le sue strutture, ma tutti insieme,
Anche le università presenti in Sardegna hanno il dovere di portare all'interno delle comunità. Serve fare formazione sui temi della gestione forestale, perché questo tipo di attività ci potrà consentire di preservare da una parte, ma soprattutto di poter sfruttare nei termini dell'economia, diciamo così, questo patrimonio. Naturalmente questo significa che l'uomo e le sue attività devono e possono avere un ruolo importante. Pensare che escludere ancora una volta, come è stato successo in passato per posizioni ideologiche, la presenza dell'uomo e delle sue attività all'interno dei contesti ambientali significa solo portare quel patrimonio ambientale alla sua autodistruzione, e questo non possiamo consentirlo. Oltretutto oggi ereditiamo dal passato situazioni molto difficili anche in termini di sostenibilità ambientale. Mi riferisco in particolar modo a tante di quelle aree degradate della Sardegna che devono e sono già in parte soggette a bonifica. Penso come esempio lampante al vasto territorio che era interessato dall'attività estrattiva, quindi le aree ex minerali. Ecco, io penso che da questo punto di vista ci possa essere veramente una responsabilità istituzionale. So che l'Agenzia Forestas ha già interlocuzioni importanti anche con un'altra società a completa partecipazione regionale, che è la società IGEA SPA, per provare a scrivere insieme modelli di bonifica che vedano nella forestazione l'utilizzo del suolo in maniera consapevole e responsabile, ma soprattutto un utilizzo produttivo. Perché nel momento in cui in Sardegna continueranno ad esserci aree degradate che faranno brutta mostra di sé e lasciate a museo di se stesse come se nessuno volesse occuparsene, beh, ecco che in quel momento noi alla nostra terra stiamo creando un danno. E penso che nessuno di noi questo è quello che voglia. Ecco, sulla base di questa rinnovata volontà che le istituzioni, soprattutto quella regionale, che io in questa sede sto rappresentando, penso che gli incontri che lo scorso anno non abbiamo fatto in vista del convegno di Nuoro di quest'anno, ma che magari potremo fare su tutto il territorio regionale in previsione della prossima scadenza, e se servirà farle in videoconferenza, le faremo in videoconferenza, ma come dicevo prima, oggi occorre arrivare nei territori e fare sensibilizzazione. Farlo anche con gli amministratori comunali, con i sindaci, che rappresentano l'avanguardia del sistema istituzionale sui territori, coloro che per eccellenza conoscono le comunità che amministrano, ne conoscono le possibilità, le ambizioni, le prospettive di crescita. E io sono sicuro che su questi temi, anche da parte dei sindaci, ci potrà essere grande condivisione rispetto ai risultati che si vogliono ottenere. Ecco quindi che oggi la programmazione politica è indubbio che sia fortemente limitata, perché le risorse finanziarie purtroppo rappresentano una coperta molto corta per poter provare ad mitigare, lo dicevo prima, quelli che sono i danni di tipo economico che questa pandemia sta creando. Ma nel momento in cui noi saremo in grado di capire che su questi temi la nostra terra potrà dare un forte contributo anche alla ripresa dell'economia nazionale, ecco che abbiamo capito qual è la priorità e la prospettiva soprattutto che la Sardegna potrà coltivare per consentire di arginare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, ma soprattutto per arginare l'altro importante fenomeno immigrativo che porta via ogni anno tante persone da questa terra. Negli ultimi anni parliamo dalle 7.000 alle 8.000 persone, per poi non tornare più. Ecco, dateci gli strumenti anche di tipo accademico per analizzare e progettare questo tipo di prospettiva. Quindi la nostra vuole essere una rinnovata disponibilità al dialogo, all'ascolto, alla condivisione, perché su questi temi, sulla ripresa economica della nostra isola, vince il lavoro di squadra. E io oggi vi dico che sono fiero di partecipare alla squadra, alla platea, al pantheon delle relazioni che oggi si sono succedute, perché mi è parso di capire che tutti insieme possiamo costruire un futuro migliore per la Sardegna. Grazie all'Università di Nuoro, lascio di nuovo la parola al nostro moderatore. Grazie Assessore.
Ancora una volta il suo intervento non è stato di circostanza, ma ha affrontato i temi oltre che con passione, che questa traspare anche attraverso il video, ma anche con una visione ampia, quindi quasi potrebbe essere un auspicio da futuro presidente. Una visione... Mi accontento di fare l'assessore. Ma nello spirito delle nostre iniziative, il concetto di ambiente nelle tue parole a tutto tondo abbraccia e si interseca con altre istanze che sono attualissime, quindi ti ringrazio nuovamente per questo. Prima di cedere la parola nuovamente all'assessore che chiuderà la sessione mattutina, forse potremmo fare intervenire il dottor Durante, che si è collegato dal Ministero dell'Agricoltura, che è riuscito dalla segreteria del Ministro, che vorrebbe spendere delle parole sull'iniziativa. Ci sente, dottore? Sì, la sento. E voi mi sentite? Buongiorno. Benissimo, le cedo la parola. Buongiorno, benvenuto. Grazie per averci voluto coinvolgere. Un breve saluto a nome della Ministra, senatrice Teresa Bellanova, in quanto, come ben sapete, oltre ad essere impegnata su Agrifish, in mattinata si sta per iniziare il Consiglio dei Ministri riguardante la legge di bilancio. Come ben sapete è una sessione molto importante, alla quale la Ministra non può assolutamente mancare. Mi ha pregato di portare il saluto al suo personale, esprimendo ovviamente la convinzione che effettivamente si tratta di un intervento e di un convegno abbastanza, anzi molto importante, del quale noi come Ministero certamente ne terremo conto, anche perché sappiamo benissimo che l'Italia è un paese che tutto il mondo ama per la bellezza del suo paesaggio, la qualità dei suoi prodotti agroalimentari, il suo inestimabile patrimonio artistico e anche e soprattutto culturale. In Italia, accanto anche alla più moderna agricoltura, convivono ovunque forme tradizionali di uso del territorio che hanno permesso di mantenere in vita paesaggi tradizionali, molti dei quali sono di tipo agroforestale, di eccezionale valore, come ad esempio i Meriagos della regione che ospita l'odierno evento. Il Ministero, presieduto dalla senatrice Teresa Bellanova, come ben sappiamo si chiama MIPAF, dato che si occupa nel contempo sia di politiche agricole e di quelle relative proprio alle politiche forestali. Normalmente le due politiche sono in genere considerate separate. L'approccio all'agroforestazione invece permette di metterle insieme sviluppando interessanti e proficue sinergie. Coltivare la terra, allevare animali, curarsi dei boschi nella tradizione italiana per secoli non ha riguardato attori separati. Era lo stesso agricoltore che faceva le tre cose assieme, creando in tutto il paese mirabili paesaggi agroforestali, produttivi, tutelanti il suolo, abbellenti il paesaggio e capaci di conservare una grande biodiversità. Fino alla Seconda Guerra Mondiale i territori agricoli del paese producevano altrettanto legno dei boschi grazie al fitto reticolo di filari idrografico, azione sostenuta dai piani di sviluppo rurale di molte regioni italiane. Le ricerche condotte in tutta Europa e anche in Italia da università e centri di ricerca hanno mostrato che i sistemi agroforestali rispondono ai requisiti della intensificazione ecologica, permettono cioè di produrre di più riducendo l'impatto sull'ambiente e mitigando in particolare l'impatto sul clima. Il Ministero, su input della Ministra Teresa Bellanova, nella nuova programmazione, come ben sapete, è chiamato a svolgere un accresciuto ruolo di coordinamento a livello nazionale della PAC, come per ovviamente competenze, elaborando uno sfidante piano di sviluppo nazionale in armonia con le esigenze dei diversi territori regionali che tengano ovviamente conto anche e soprattutto di questi temi che oggi voi state trattando. E nelle intenzioni della signora Ministra, in piena armonia
con quanto contenuto nelle grandi strategie europee che danno un forte risalto al ruolo svolto dell'agroforestazione, incentivare la conservazione dei sistemi agroforestali tradizionali e favorirne la creazione di nuovi in tutte le diverse aree del Paese e ovviamente in collaborazione con il mondo della ricerca, l'università, con il CREA, che come ben sapete è un istituto sotto la vigilanza e la diretta collaborazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, e con la rete rurale nazionale si intende sviluppare una specifica azione dedicata all'agroforestazione e certamente noi terremo conto dei risultati di questo importante vostro seminario che certamente saranno utili ad orientarci e anche ad ispirarci. L'invito è ovviamente di inviarci gli atti finali di questa giornata di attività in maniera tale da poterne tenerne conto, approfondirla ed avviare proficue collaborazioni. A nome della Ministra Teresa Bellanova ancora il ringraziamento per averci voluto coinvolgere, le scuse per non aver potuto partecipare per le motivazioni che ben abbiamo espresso all'inizio e gli auguri di buon proficuo lavoro. Grazie dottor Durante, vorrà porgere il nostro ringraziamento alla Ministra per la testimonianza, la presenza e anche rinnovare l'invito di una sua presenza alla conferenza europea di maggio 2021. Ringraziamo anche il Ministero perché già dall'anno scorso era presente attraverso appunto il CREA e la Rete Rurale Nazionale di importanti seminari sempre all'atere dell'anno forestale, e anche quest'anno sarà presente nelle sessioni dei giorni successivi con i suoi alti dirigenti. Quindi il Ministero è presente, di questo lo ringraziamo. Mi accingo quindi a restituire, come da tradizione, la parola all'assessore Lampis per la dichiarazione di apertura dell'anno forestale della Sardegna, e con questa dichiarazione giungerà anche la saluto, perché come sempre a tradizione dopo la proclamazione la sessione cerimoniale del lunedì termina e rimando quindi alle sessioni successive, sono 4, si svilupperanno lungo appunto le giornate del domani 17 e dopodomani 18 novembre. Quindi chiedo alla regia che collochi in posizione centrale quindi l'assessore Lampis nuovamente. Lo vedo già operativo, eccolo là. Eccomi. Assessore, le cedo la parola per proclamare l'apertura dell'anno forestale della Sardegna. Prego, grazie a tutti. Io, Gianni Lampis, assessore della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, dichiaro ufficialmente aperto l'anno forestale della Sardegna 2020-2021. Grazie. Grazie a tutti, grazie nuovamente. A voi. Nei prossimi giorni. A presto. Grazie alla regia e ai collaboratori.